Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È giovedì 27 giugno. La Sea-Watch davanti al porto, braccio di ferro a Lampedusa, scrive l'ANSA in prima pagina, e sul governo le omissioni dell'Olanda, sottolinea Palazzo Chigi, verificare le omissioni dei Paesi Bassi, proseguire un'iniziativa formale volta a questo obiettivo. Perché non c'è l'ordine d'arresto, dice Matteo Salvini, e Di Maio sbarcano da noi per farsi pubblicità. In mattinata la comunicazione dell'ONG ai migranti, si sentono abbandonati per loro e negazione dei diritti. L'Unione Europea, contatti con gli Stati per i ricollocamenti, lo vedremo ampiamente trattato dai giornali l'argomento di questa bella nave che se ne fotte e entra in Italia. Conte e Tria prendono tempo intanto con l'Unione Europea, ma è caos tra 5 Stelle e Lega per quanto riguarda i conti pubblici. Se continuano, e poi c'è il tema delle autonomie, il tema di tante altre belle cose, se continuano i no, traggo conseguenze, dice Matteo Salvini. Bisogna salvare il 2020, tenere al riparo la manovra da altri impegni o il governo salta. Questa è la missione di Conte e Tria nella trattativa con l'Unione Europea sulla procedura di infrazione per debito eccessivo. Si punta tutto sulla politica. Nelle ore finali la correzione dei conti è pronta, il deficit scenderà, ma all'ultimo il Premier decide di rinviare a lunedì il Consiglio dei Ministri per la legge di bilancio. Tenterà di ottenere che l'Unione Europea conceda di discutere i conti 2020 in autunno. La Commissione attende senza pregiudizi, hanno fatto sapere da Bruxelles, aprendo anche alla possibilità di un rinvio della resa dei conti. Salvini, se continuano i no, ne traggo le conseguenze. Nel Movimento 5 Stelle c'è fibrillazione. Di Battista, Casaleggio e Grillo vanno e vengono, ma Di Maio è persona seria, quel che abbiamo scritto nel contratto. Lo faremo, vado oltre la mia convenienza e quella della Lega. Vado avanti, ma se nelle prossime settimane si va avanti a furia di no, ne trarrei le conseguenze, dice Matteo Salvini. La vicenda Sea-Watch arriva a coprire i malumori e gli scambi di accuse, ma i vertici notturni di martedì hanno lasciato scorie. Matteo Salvini viene descritto come spazientito, scrive il primo piano dell'ANSA sulla politica interna, mentre sempre rimanendo all'ANSA il dolore del Papa per la bimba e il papà negati nel Rio Grande, il caldo record atteso per oggi, bollino rosso in 6 città, domani in 16, siamo sui 40 e passa gradi, e poi i rifiuti, Regione Lazio alle ASL, allerta per asili e ospedali. Mittal e l'Ilva, tutele o si chiude il 6 settembre ed è scontro, non avrei tolto la tutela legale, dice Salvini, tutela che preserva i nuovi vertici da eventuali azioni appunto legali. Di Maio risponde: non accetto ricatti, e il 4 luglio incontra il management, colpo alla camorra, 100 arresti in tutta Italia, l'altro titolo di prima pagina dell'agenzia ANSA. ADN Kronos apre la sua prima pagina in questo momento con la solita nave a 1 miglio da Lampedusa e poi senza soluzione l'ex Ilva chiuderà. Lo affronteremo in separata sede rispetto alla rassegna stampa, il tema dell'Ilva. Mentre sui rifiuti a Roma possibili effetti sulla salute. C'è anche il caso all'Italia, muro contro muro, malumori della Lega sul no ad Atlantia. Dispiace, dicono dai 5 Stelle, che la Lega pensi a Benetton e non alle vittime, ovviamente non di Alitalia ma del Ponte Morandi. L'agenzia Agi.it apre con la domanda: il reddito di cittadinanza ha gli stessi numeri del reddito di inclusione? Cerca di dare una risposta. E poi è scontro tra il governo e ArcelorMittal, il colosso siderurgico franco-indiano ha minacciato la chiusura dell'ex Ilva a Taranto il 6 settembre. Poi TAV, Alitalia e Ponte Morandi, il bandolo della matassa che Lega e 5 Stelle non trovano. Gli alleati di governo cercano un accordo su fronti diversi ma legati tra loro. Scelte tecniche e bandiere politiche si intrecciano in un nodo forse unico, apparentemente non scioglibile. Cosa scrivono i giornali? E cosa prevede il decreto sicurezza per il caso della Sea-Watch? Fa il punto l'agenzia Agi. Multe salate, sequestro della nave in caso di recidiva, poteri al prefetto per dare sanzioni. Il decreto sicurezza bis dell'11 giugno scorso contiene misure che potrebbero essere applicate per la prima volta al caso Sea-Watch, la nave che si è recata senza autorizzazione
verso Lampedusa dopo giorni al confine delle acque territoriali italiane con 42 migranti. L'articolo 1 del decreto sicurezza prevede che il ministro dell'Interno possa limitare o vietare l'ingresso, transito e sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o navi in servizio governativo non commerciale per motivi di ordine e sicurezza pubblica, cioè quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19 Convenzione di Montego Bay sul cosiddetto passaggio inoffensivo. Il provvedimento viene adottato col Ministro della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti. In caso di violazione del divieto, notificato al comandante come accaduto nel caso della Sea-Watch, e se possibile all'armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi sanzione amministrativa di 10.000 fino a 50.000 euro. In caso di reiterazione, sanzione accessoria della confisca della nave con sequestro cautelare. A irrogare le sanzioni il prefetto. Oggi la nave battente bandiera olandese decide di entrare in acque territoriali italiane. Basta, entriamo per necessità, ha scritto la Sea-Watch 3 nel profilo Twitter. E la comandante Carola Rackete ha detto: ho deciso di entrare in porto a Lampedusa, so cosa rischio, ma porto in salvo i naufraghi, così li chiama. In diretta Facebook il ministro Salvini ha detto che verrà usato ogni mezzo lecito per fermare lo sbarco, per fermare una nave fuori legge che mette a rischio decine di immigrati per uno schifoso giochino politico, ha detto Salvini. Non darò l'autorizzazione allo sbarco a nessuno, il comandante è avvisato, useremo ogni mezzo democraticamente concesso per bloccare questo scempio del diritto. Mi sono rotto le palle, ha detto Salvini, di vedere l'Italia trattata come paese di serie B. Chi sbaglia paga, la nostra pazienza è finita, l'Olanda ne risponderà. Al ministro ha risposto Saviano, Roberto Saviano: questa vicenda vincerà la legge, il capitano di questa nave è dalla parte della Costituzione e della giustizia, la propaganda di questo governo e di Salvini non passerà. Bene, abbiamo letto anche l'agenzia AGI e adesso andiamo al profilo Facebook appunto di Matteo Salvini, che si apre con le dichiarazioni di qualche ora fa appunto sulla questione della nave. Buon pomeriggio dall'ufficio del Ministro dell'Interno, buon pomeriggio amiche e amici, giornata impegnativa, ho incontrato il Ministro degli Interni libico questa mattina, ho sentito il Presidente albanese per cercare di capire come aiutare un paese a noi vicino, a noi amico, per evitare che si moltiplichino e si ripetano gli scontri di piazza delle scorse settimane. Ho appena finito un comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza dedicato alla Calabria e quindi alla lotta all''ndrangheta col procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rao, con i procuratori di Catanzaro e di Reggio Calabria Gratteri e Bombardieri, quindi idee, iniziative su più uomini, più mezzi, riforme legislative, sequestro dei beni, potenziamento degli uffici giudiziari, perché spaccio di droga e infiltrazione negli appalti pubblici, minacce, usura, estorsione, controllo e inquinamento dell'ambiente imprenditoriale è qualcosa di inaccettabile. Nel 2019, probabilmente già settimana prossima, tornerò in Calabria e anche questo Ferragosto riuniremo nel cuore della Calabria il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. In tutto questo, mentre sto per cominciare un Comitato per l'Ordine Pubblico sull'operazione Strade Sicure, per rinnovare la presenza di migliaia di militari nelle strade italiane, anzi aggiungendone tante unità. Poi nel pomeriggio un comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza che si occuperà anche di Puglia, mentre domani ci dedicheremo al contrasto alla criminalità in Sicilia e in Campania. Adesso poi ci sono anche queste ONG che decidono cosa fare, cosa non fare, quali legge ignorare. Non esiste, la pazienza ha un limite. Ho appena parlato con il ministro degli esteri, c'è una nave che batte bandiera olandese, non è possibile che il governo olandese se ne freghi, come se ci fosse una nave battente bandiera italiana davanti al porto di Rotterdam che decide come sfidare la marina militare, la guardia di finanza. Basta, facciamo parte dell'Unione Europea che paghiamo profumatamente, si sveglino, quindi qualcuno si sveglia ad Amsterdam, visto che questa ONG Sea-Watch che se ne frega delle leggi, una nave fuori legge, una nave che mette a rischio la vita di decine di immigrati per un giochino politico, per uno schifoso, squallido giochino politico. Ecco quelli che giocano con la vita degli esseri umani. Adesso dicono ce ne freghiamo e ci avviciniamo a Lampedusa.
avvisati i naviganti, useremo ogni mezzo democraticamente concesso per bloccare questo scempio del diritto, questo menefreghismo delle leggi, delle intimazioni, anche dello spirito di dignità umana. Il problema è che l'Italia non può essere punto d'approdo per chiunque decida di scaricare esseri umani, per chiunque sia complice dei trafficanti. Oggi è la giornata mondiale del contrasto alla droga, ebbene gli scafisti coi soldi che incassano con questi viaggi della morte comprano armi e droga. Allora, poi 2 minuti e qualcosa di servizio su Stasera Italia. Sono pronto a contravvenire a normative europee, dice Matteo Salvini, ad esempio a non identificare più gli immigrati che arrivano in Italia, così ognuno sarà libero di andare dove meglio crede. Una nave olandese di una ONG tedesca che ha raccolto immigrati in acque libiche e li porta in Italia. Perché? Ma perché? E contravvenendo non una ma a 2 leggi, una Ministro degli Interni, Ministro delle Infrastrutture, Ministro della Difesa hanno detto non si entra, niente. La Guardia di Finanza ha detto non si entra, niente. Come se lei venisse fermato stasera sul raccordo anulare dai carabinieri con tanto di paletta. E io dove lei tira dritto, cosa fanno? La fermano e mi la arrestano. Certo. Ecco perché non fermano e arrestano l'equipaggio di questa nave di fuorilegge. C'è l'Olanda a cui stiamo scrivendo che se ne strafrega, c'è l'Unione Europea che si è svegliata dopo 15 giorni, meglio tardi che mai. Il succo è che questi 42 clandestini a bordo di questa nave di fuorilegge in Italia non devono restare, punto. Non sbarcheranno a Lampedusa? Io non do l'autorizzazione a nessuno sbarco, poi è chiaro che c'è qualcuno sopra di me, ci sono magistrati, ci sono altre persone, però sono 42. La nave olandese, 21 in Olanda, l'ONG è tedesca, 21 in Germania. Arresto del capitano, sequestro. Il capitano della nave non... No, il capitano della compagnia, no, il capitano sì, che ha detto io sono bianca, ricca e tedesca, adesso devo fare volontariato. Ma fallo a casa tua il volontariato. Cioè, no. 2 cose rapide, condiviso con Conte, immagino, con il governo, perché sia Toninelli che il Ministro della Giustizia... Ho sentito anche il Ministro degli Esteri, l'ambasciatore italiano in Olanda sta facendo le sue rimostranze, perché non è possibile che l'Europa si ricordi dell'Italia quando c'è da parlare di infrazione, di multe, di sanzioni, di manovre economiche, di debito, e quando poi ci sono navi straniere in acque italiane, chi si è visto si è visto. E infatti io sono pronto anche a contravvenire ad alcune normative europee, ad esempio a non identificare più e mettere nella banca dati europea gli immigrati che arrivano in Italia, così ognuno sarà libero di andare dove meglio crede. E anche un messaggio che ne manda l'Europa, visto che siamo anche in trattativa per questa infrazione. Sì, anche perché l'Italia, ricorda chi ci guarda, è il 3° paese europeo per soldi dati. Cioè fossimo fra quelli che prendono, uno dice vabbè, prendo soldi, mi faccio andare bene. No, pago, mi danno l'infrazione e quando c'ho un barcone straniero se ne fregano, non funziona così. Ministro, quindi di fatto ha compattato la sinistra e anche il governo questa vicenda della Sea-Watch. Tutti in viaggio a Lampedusa, sono contento per gli albergatori di Lampedusa. Ho visto che ci sono Del Rio, mezzo partito democratico si è trasferito sull'isola di Lampedusa, sono anti-italiani. Ultima, anche i confini via terra, lei ha detto che ha parlato con Federica, ci saranno più controlli? Assolutamente, pattuglie miste fra polizia italiana e polizia slovena per controllare i 230 km confine est da settimana prossima. Se non fosse sufficiente il pattugliamento, siamo pronti a ragionare anche di controlli strutturali via terra, perché i dati economici dicono che ci sono tanti italiani in difficoltà e l'ultima cosa che possiamo permetterci è di ospitare mezzo mondo a spese degli italiani. Così Matteo Salvini. Adesso noi andiamo alla pagina di Luigi Di Maio, velocemente. Siamo diventati il palcoscenico del Mediterraneo, scrive l'altro vice premier. Come mai la Sea-Watch neanche prova più ad avvicinarsi alle coste maltesi o greche? A Malta, come in Grecia, non fa notizia. Hanno preferito restare 14 giorni al largo delle nostre coste anziché chiedere a Malta, a Madrid o ad Atene lo sbarco. I governi di questi 3 paesi sono forze politiche tradizionali europee. Se uno dei popolari europei o dei democratici europei ti nega lo sbarco, i media neanche ne parlano. Se lo fa il governo italiano si mette in moto il carosello, scrive Di Maio. La Sea-Watch si fa pubblicità, raccoglie più fondi per carburante, viveri e riparazioni. Così può ripartire. La Corte di Strasburgo gli nega lo sbarco? Meglio, si pubblicizza ancora di più il brand. Qualcun altro nel governo gli risponde via social? Ottimo, ci saranno in tutto il mondo una serie di finanziatori alla Soros pronti ad incrementare i loro bonifici.
In mezzo alle persone, gli esseri umani, scrive Di Maio, che sono comparse inconsapevoli di questo grande teatro che sono diventate le acque territoriali italiane. Persone che sono state illuse di trovare la terra promessa in Europa, dove ci sono decine di milioni di poveri e l'1% della popolazione possiede il 40% della ricchezza. Quello stesso 1% che si commuove ogni volta che non facciamo sbarcare migranti in Italia, ma trucida milioni di europei con finanza speculativa o banche che strozzano le imprese. Io non ho tutte le risposte, scrive Di Maio, ma se dovessimo passare l'estate a litigare con le ONG, abbiamo già perso. Servono corridoi umanitari legali per chi può venire qui. Se entri in Italia lo fai col permesso dei cittadini italiani. Servono più rimpatri delle migliaia di irregolari non identificati che abbiamo nel nostro paese. Servono agenzie dell'Unione Europea sul suolo africano. Serve un'alleanza con la Cina per investimenti sostenibili nel continente africano. Il Movimento 5 Stelle non ha né il Ministero degli Affari Esteri, né quello dell'Interno, né quello dell'Unione Europea. Le politiche dell'immigrazione vanno fatte sul lungo periodo, altrimenti ci aspetta un'estate lunga con gli stessi problemi di sempre. Corridoi umanitari legali, insomma. Più rimpatri degli irregolari non identificati che stanno in Italia, agenzie dell'Unione Europea sul suolo africano, alleanza con la Cina per investimenti in Africa. La lezione, la ricetta di Di Maio, e poi lasciamo anche la pagina Facebook dell'altro vice premier Luigi Di Maio, che ha incontrato il padre della Blue Economy ieri, Günther Pauli. La Blue Economy è un modello di economia che punta a sfruttare al massimo il processo produttivo con l'obiettivo di azzerare le emissioni di CO2, anidride carbonica. Abbiamo parlato di ambiente e impresa, di quanto c'è da fare in Italia, c'è bisogno di idee fresche, vero cambiamento culturale, una grande azione condivisa, che come ogni grande rivoluzione è composta da piccole azioni che compiamo nel quotidiano. Spero di darvi al più presto delle belle novità. Vi lascio con la stessa frase con cui ci siamo salutati io e il padre della Blue Economy, Günther Pauli. If we can change the world, let's do it. Il mondo non lo so, ma il nostro paese, sono certo che uniti riusciremo a cambiarlo. Facciamolo insieme. Poi il colpo alla camorra, 100 arresti in tutta Italia. Se possiamo dire che la camorra e tutte le mafie non vinceranno è grazie al lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine. Vedo e leggo invece un po' di caos ingiustificato sull'autonomia. Di che parla Di Maio? Dell'autonomia delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. La chiedono i cittadini di queste regioni, è giusto che si faccia. Sarà un'autonomia equilibrata, fatta bene, che gioverà veramente a regioni e comuni. Il movimento lavora così per tutto il paese. Non penso che qualcuno voglia tornare ai tempi della secessione della Padania e non ho motivo di dubitare che sapremo trovare la miglior soluzione. Certo, alcune posizioni più estreme mi preoccupano. Non si può pensare di impoverire ancora di più regioni come la Puglia, la Calabria, la Sicilia, ma anche l'Abruzzo, il Lazio, le Marche, il Molise, la Campania, l'Umbria. Di meno ospedali, meno scuole e strade sempre più in dissesto non se ne parla, ma sono certo che alla fine prevarrà il buonsenso. Faremo una cosa equilibrata, ve lo assicuro, scrive col punto esclamativo Di Maio. Così come posso darvi la certezza che chi perse la vita sul Ponte Morandi lo scorso agosto riceverà giustizia. Ricordo gli occhi delle persone ai funerali delle vittime, non dimentichiamo il dolore. È finito il tempo di soprassedere, l'epoca dei politici che fanno finta di niente, partecipano ai funerali, ma al momento delle scelte si girano dall'altra parte. Il Movimento 5 Stelle è fatto di persone libere, con la mente libera e soprattutto le mani libere. Così Luigi Di Maio, sulla questione dei Ponte Di Maio anche. Ci risiamo del Ponte Di Maio, chiedo scusa, questo è un lapsus tipicamente freudiano, è il Ponte Morandi, non il Ponte Di Maio, quello che è crollato, giusto appunto. Intanto su Twitter, poi ci torniamo perché abbiamo Claudio Borghi stamani alle 9.30, poi avremo modo di discutere anche di tante altre cose, mentre andiamo a dare un'occhiata ai giornali. Attenzione, un attimo solo perché dobbiamo zoomare. Che cosa significa? Significa che chi ci sta guardando online, no, non è che al posto ancora. Gli do un altro colpo, ci siamo? Più o meno ci siamo, dai. Più o meno ci siamo. Cosa dici Giulio dall'altra parte del vetro? Gli diamo un'altra zoomatina, ma facciamo prima, se no non si vede niente. Per chi non fosse su YouTube o su Facebook, stiamo aggiustando la mira della telecamera. Questo è un po' troppo, per la verità. Ti legge qualcosa così? Vabbè, facciamo così, dai, vediamola così, più o meno.
Questo è il Corriere della Sera e la prima pagina stavamo inquadrando, facendo l'inquadratura giusta perché ci segue anche visivamente su Facebook o su YouTube. Radiopadania.org. Il primo bottoncino che trovate c'è scritto abbonati, lo schiacciate e leggete, semplicissimo, 8 euro al mese per abbonarsi a questa radio, 8 euro al mese e poi la possibilità di donare 1 milione di euro così en passant con il pulsante donazioni e poi scaricate la vostra bella app sullo smartphone, così potete anche in metropolitana mettere le cuffiette e ascoltarci ovunque voi siate. Allora, il Corriere della Sera apre la sua prima pagina con questo titolo: Migranti, Salvini fa muro. La nave forza il blocco, ferma davanti a Lampedusa, trattativa a oltranza con Olanda e Germania. Questa è proprio bella però, Fosse capitato a qualsiasi altro Stato in Europa, l'avrebbero già risolta appunto con un bel arresto di gruppo. Compresa la comandantessa che appunto dice io me ne fotto, la tedesca che per l'ennesima volta se ne fotte dell'Italia, mettiamola così in maniera estremamente populistica. Per fortuna, a proposito di tedeschi, c'è Ratzinger, domani su 7 del Corriere della Sera, una chiacchierata con Ratzinger, la Chiesa unita oltre le minacce di scisma. Promette di essere molto interessante il 7 del Corriere della Sera di domani. Benedetto XVI, la Chiesa vincerà le divisioni. Su 7 domani in edicola, colloquio col Papa Emerito. Nella sezione Tempo Libero 30 pagine di programmi televisivi, questo è fondamentale. Massimo Franco commenta la chiacchierata con il Papa. Italia bellissima ma caotica. L'Italia è sempre stata un paese caotico ma alla fine riesce a ritrovare la sua strada. Così Benedetto XVI è il tedesco che preferiamo oggi rispetto alla comandantessa. Le parole escono con lentezza, ma lo sguardo attento mostra una lucidità, una rapidità di pensiero invidiabili, tanto più in un signore ultra novantenne al quale capita di essere il primo Papa Emerito nella storia della Chiesa Cattolica. Incontrare Ratzinger è un privilegio, scrive Massimo Franco, la sua ultima uscita pubblica 3 anni fa. 28 giugno 2016, quando volle rivolgergli Papa Francesco un saluto per i 65 anni di sacerdozio. Domani saranno 68 anni di sacerdozio. Ratzinger ha permesso di andarlo a trovare insieme con Emilio Giannelli, del quale apprezza le vignette. I tedeschi non sono famosi per il senso dell'umorismo, comunque sorride osservando i 3 disegni portati in regalo. Per intercettare il Papa fuori dal suo eremo, il convento dove vive, bisogna inoltrarsi nei giardini vaticani deserti, seduto su una panchina con Monsignor Ganswein, prefetto della Casa Pontificia, e una macchia bianca incorniciata dal verde degli alberi, sorvegliato discretamente da gendarmi in borghese. A qualche decina di metri una golf car bianca elettrica. Più il Papa Emerito è diventato invisibile, più ogni parola ha trovato eco potente e inaspettata. Così Massimo Franco introducendo domani il Papa Ratzinger. Sulla Sea-Watch poi ci torniamo, ormai abbiamo già detto tutto, mentre da segnalare in prima pagina sul Corriere della Sera anche il pezzo di Claudio Magris, l'elogio dell'uomo che spera, senza aspettare troppo però, perché aspetta e spera, ma comunque la speranza è quella che ci rende noi, scrive Claudio Magris. Aspettate un attimo ancora perché devo ritarare un pochino la telecamera. È tutto, però meglio così. La speranza che ci rende noi, la speranza è la lezione magistrale di Claudio Magris domani alla Milanesiana, dedicata appunto al tema che è quello della Milanesiana, la speranza. Cieca per i greci, salvifica nei salmi, è la virtù che definisce l'essenza umana. Chi visse sperando, come dice il proverbio. A centropagina invece c'è il caso Ilva, pericolo di chiusura a settembre. Se il governo non trova una soluzione, il 6 settembre l'impianto chiuderà. Ma guarda che scoperta, che sorpresa. L'amministratore delegato di ArcelorMittal, Gert van Polvorde, è chiaro sul futuro dell'Ilva di Taranto. Il Ministero dello Sviluppo Economico, Di Maio, risponde: la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, la CIGS, è da irresponsabili, che mina l'equilibrio sociale del territorio di Taranto. Che sorpresa al Ministero dello Sviluppo, non l'avevano ancora capita dal memorandum dell'anno scorso, mentre c'è un altro rinvio sui conti e lite sull'autonomia, poi lo vediamo meglio. A Roma c'è la Scala Immobile, se ne accorge Don Massimo Gramellini. La fermata Repubblica della metropolitana di Roma ha riaperto i battenti, no, li ha già richiusi, come scrive il Tempo di Roma, come vedremo dopo appena 246 giorni di riflessione. In questo breve lasso di tempo in Cina avranno tirato su 246 grattacieli e Salvini e Di Maio si saranno lasciati ripresi 246 volte.
Alla fermata Repubblica della metropolitana di Roma intanto si lavorava in modo riflessivo. Come gli storici ricorderanno, una scala mobile era andata in briciole, si trattava di concedersi il tempo per aggiustarla, eccetera, eccetera. Insomma, ma quanto ci si mette a Roma a tirar su una scala mobile, scrive Don Massimo. Per quanto riguarda invece la questione della Sea-Watch, che forza il blocco, il Corriere della Sera ci fa appunto il suo primo piano a pagina 2, dice Salvini: i migranti non sbarcano, la nave a Lampedusa e il ministro osserva, li guida una sbruffoncella. Credo che possa essere una definizione largamente condivisibile, quella della sbruffoncella. Carola Rackete, che viene a fare la sbruffoncella, parla 5 lingue però, attenzione, scrive il Corriere della Sera, è la 31 anni, è la capitana della Sea-Watch. L'hanno scelta apposta questa qua, secondo me. Questa rende, mettiamola là. Subito dopo la laurea in Gran Bretagna si era imbarcata su una nave rompighiaccio per un istituto oceanografico, poi Greenpeace e infine la Sea-Watch. So che cosa rischio, sono mai stata in Libia, dice la signorina comandantessa, mentre sempre dal Corriere della Sera il retroscena, che gusto, che succo, raccontato da Fiorenza Salzanini, sfida del ministro all'Unione Europea, chi arriverà in Italia non sarà più schedato. Lo scontro con l'Olanda sull'accoglienza dei 42 a bordo. Possibile l'indagine per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, l'indagine a carico del... non mi soddisfa sta telecamera qua, scusate, sono aggiustamenti in corso d'opera. Bah, vabbè, vediamo un po'. La mettiamo così. Vabbè. Tanto tra un po' cambia la musica, abbiamo nuove sistemazioni. Va bene, comunque cerchiamo di farcela passare per buona. Mentre sul Piccolo di Trieste c'è un articolo dedicato al piano di Salvini per un'altra questione, la frontiera non marittima ma terrestre, far saltare Dublino, alzare un muro al confine est. Il Ministero è pronto alla guerra totale con l'Europa, non condividiamo i dati di chi arriva, l'ipotesi di una barriera di filo spinato verso la Slovenia. Tremano le cancellerie europee, scrive il quotidiano Il Piccolo di Trieste, mentre sempre dal Corriere della Sera negli Stati Uniti c'è una foto che scuote il mondo, ma sul confine è lite al Congresso. Lo shock per il caso di 2 profughi annegati, la preghiera del Papa, Camera e Senato divisi, lo scatto di una giornalista, Giulia Leduc, che mostra i corpi di Oscar Alberto Martinez, 25 anni, e Anghi Valeria, 23 mesi, padre e figlia, sono a faccia in giù immersi nell'acqua di un canneto del Rio Grande. La bambina è ancora coperta dalla maglietta del padre, come il piccolo Alan Kurdi, diventato il simbolo della crisi dei rifugiati dopo che una giornalista turca lo ha fotografato, che annegò in mare davanti a Bodrum in Turchia il 2 settembre. Un uso osceno delle foto, come al solito, niente di nuovo. Mentre c'è da segnalare un'intervista del Corriere della Sera a Nancy Pelosi, la leader democratica statunitense, la quale dice: difendo i bimbi come una leonessa. Questa crisi è colpa del presidente, dice la leader della maggioranza democratica al Congresso. Noi torniamo invece alle cose italiane. Il governo prende tempo con l'Unione Europea e su autonomie e autostrade è diviso. Rinviato l'assestamento di bilancio, avanti con la revoca per Atlantia, dicono i 5 Stelle, il titolo Atlantia perde il 4,4%. Il governo 5 Stelle Lega svuota il Consiglio dei Ministri e prende tempo. Rinvio fino a lunedì dell'assestamento di bilancio e del varo dei disegni di legge sull'autonomia regionale Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, che sta alimentando il braccio di ferro più duro tra i grillini e la Lega. Sulla questione c'è un'intervista sul Corriere della Sera a Luca Zaia, dal Movimento 5 Stelle, metodo scandaloso, prendono in giro la mia gente, basta no. La ricreazione è finita, dice Luca Zaia. Ai grillini voglio dire che è finita la ricreazione. Dato che io seguo la partita delle autonomie per 24 ore al giorno, giuro che sarò come un nido di vespe, perché è scandaloso quello che stanno facendo alla mia gente, dice Luca Zaia, furibondo. L'ennesima fumata nera per l'autonomia di Veneto, Lombardia e Emilia Romagna durante il summit a Palazzo Chigi per il governatore è semplicemente intollerabile, eppure i 5 Stelle sollevano una serie di questioni di merito. Il dibattito ormai è diventato lunare, dice Zaia. Per me sta diventando anche imbarazzante. Ci sono delle cose che non si possono accettare, ma io li sfido.
Mi possono dire qual è il loro progetto? Io li sento bocciare il nostro, che credo non leggano, ma loro li sfido pubblicamente a far uscire pubblicamente la loro proposta. Punto numero 1. Noi abbiamo fatto un referendum, 2.328.000 persone hanno votato, dimostrando estraneità all'ideologia. Punto 2. Il nostro board, coloro che hanno presentato il progetto, è di livello scientifico sommo. Il professor Luca Antonini, oggi giudice costituzionale, Mario Bertolissi, Dario Stevanato, Andrea Giovanardi. Questo per dire della qualità del lavoro svolto. Punto 3. L'incoerenza del Movimento 5 Stelle. Loro hanno sostenuto il referendum per l'autonomia. Ancora loro hanno sottoscritto il contratto di governo. Sempre loro oggi fanno muro, strano, da parte di un movimento che dice di far politica per dar voce ai cittadini. Ma quando poi il popolo dice quello che gli aggrada, nascono i problemi. Il problema è che la discussione sta diventando stucchevole, dice ancora Luca Zaia, proprio perché si continuano a prendere in giro i cittadini. Sto a quello che loro dicono, basta sfogliare un giornale. La secessione dei ricchi, l'Italia di serie A e di serie B. La migliore è che se si fanno le autonomie, allora bisogna fare qualcosa per il Sud. Come se l'autonomia fosse contro il Sud. A quanto pare si vede che di questi provvedimenti leggono il bignami o riassunti superficiali. L'autonomia avrà dei costi, se dovessimo dirla in modo semplice. Noi chiediamo alcune competenze e il corrispettivo di quanto oggi lo Stato spende per svolgere quei compiti. Qualcuno mi può spiegare quale sia la minaccia alla solidarietà, dove si compromette la sussidiarietà? Pausa e poi continuiamo con Zaia sul Corriere della Sera. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+, dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Allora, dov'è che si compromette la solidarietà, dice Zaia in questo progetto? I 5 Stelle sostengono che la richiesta di tutte e 23 le materie che la Costituzione prevede come affidabili alle regioni è eccessiva. Hanno torto? A parte il fatto che, fermiamoci qua, se la Costituzione prevede che tu puoi chiedere 23 materie e le chiedi, dov'è l'eccesso? Lo prevede la Costituzione. Ma chi gliel'ha detto? Il vicino di ombrellone, dice Zaia, lo hanno sentito in pizzeria? La Costituzione dice che le autonomie sono un abito sartoriale fatto su misura e noi questo abbiamo fatto, disegnare un sistema che corrisponda alle necessità del Veneto. Ma fermare le autonomie sarebbe come sancire che questo paese ha rinunciato alla meritocrazia e che tra virtuosi e non virtuosi non c'è differenza. Ma guardi che su questo viene giù anche la democrazia. Mi fa impazzire il fatto che ci sia chi pensa che 1, 2, 3, 4 persone possano sindacare questo sul numero delle autonomie che una regione può chiedere. Il comma 3, articolo 116 e successivi della Carta citano le 23 materie una a una. Sottolineo, si citano, non si lascia libera interpretazione, dice Zaia. Mentre c'è il colloquio anche di Marco Cremonesi con l'altro ministro Erika Stefani, smettano di cavalcare l'antagonismo nord-sud. Conte mi aveva detto si fa entro il 15 di febbraio. I tecnici non decidono sul numero di competenze. Ci sono alcuni che sulle autonomie regionali hanno costruito una fisionomia politica, peccato che lo facciano in modo
strumentale, dice Erika Stefani al Corriere della Sera. Non si può sentir dire attenti, il Nord vuole fregare il Sud, dice Stefani, avvocato vicentino, ministro per gli affari regionali. Non si cavalchi in modo strumentale l'antagonismo Nord-Sud. Creare astio dentro il paese è una responsabilità gravissima e chi lo fa è un irresponsabile. Se esiste un intento dilatorio si può guadagnare qualche settimana, qualche mese, ma tornare indietro non si può. Il presidente Conte mi aveva dato come scadenza per le autonomie regionali il 15 febbraio. Siamo a luglio, capisco le campagne elettorali e tutto, ma ritornare ogni volta da capo, quello no. La prossima puntata del tormentone per dare le autonomie alle regioni mercoledì, non prima, perché Luigi Di Maio aveva precedenti impegni, osserva il ministro Stefani. L'accusa dei 5 Stelle, lasciare il meglio alle regioni, il peggio allo Stato, come nel caso dell'istruzione, secondo i 5 Stelle il punto meno digeribile. Le regioni recluterebbero i loro insegnanti, ma in caso di contrazione del numero degli alunni e delle classi, la gestione degli insegnanti in eccesso resterebbe allo Stato. Ma non è vero, dice il ministro Stefani. Se il tema è il personale della scuola, una volta raggiunto l'accordo, le regioni dovrebbero definirne i livelli anno per anno. Non è che nessuno potrebbe assumere chi vuole. L'accusa dei 5 Stelle ai leghisti è anche quella di fare gran cassa per accusare il movimento di voler bloccare un provvedimento delicatissimo ancora non approfondito in maniera sufficiente. Stefani ride amaro. Credo di aver fatto 100 tra incontri e riunioni. Mi pare siamo a 97. Secondo un parere del Dipartimento Affari Giuridici della Presidenza del Consiglio, alcuni rischi di spesa maggiore derivanti dalle autonomie ci sarebbero e che a spesa invariata si rischi la penalizzazione delle altre regioni. Stefani scuote la testa. Ho preso il parere come uno stimolo, certo occorre saperlo leggere, la discussione è aperta, il nostro testo suggerisce di utilizzare, nel tempo tra il criterio iniziale della spesa storica e la definizione dei costi standard, la spesa media pro capite. Ripeto, la discussione è sempre stata aperta, ma non sono accettabili osservazioni pretestuose e ne ho lette tante. Se uno dicesse mai e poi mai l'autonomia per l'istruzione pubblica, potrei anche accettare l'onestà intellettuale. Quello che non è ammissibile è che si facciano riunioni e si rimanga sempre al punto di prima. È quel che ho detto al presidente Conte, è il momento della scelta. Nel parere del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio si legge che le cessioni di tutte e tre le 23 competenze, sono eccessive. Ovvio che sia un lavoro enorme, dice Stefani, me ne sono accorta, ma il numero giusto qual è? Chi lo dice? C'è un meccanismo giuridico per stabilirlo e poi la Costituzione le elenca, quindi non c'è molto da fare. Sulla questione c'è anche il Corriere del Veneto, naturalmente, che fa un punto oggi. Ecco il dossier che blocca l'autonomia. È il Dipartimento Affari Giuridici di Palazzo Chigi, quello appena citato anche da Marco Cremonesi, che boccia la riforma con un documento di 12 pagine. Aumenterà la spesa dello Stato, c'è il documento in sintesi. Per il Movimento 5 Stelle è la prova degli errori. Per la Lega è un fermo burocratico. I 5 Stelle fanno muro, si nascondono dietro ai burocrati, dicono i leghisti. Chi sono questi burocrati, ma accusati dalla Lega di essere i guardiani del centralismo, i gattopardi timorosi di perdere potere? Si tratta del DAGL, una sigla oscura ai cittadini, Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi di Palazzo Chigi, quello che valuta i provvedimenti prima che arrivino al Consiglio dei Ministri. Le valutazioni del DAGL non sono le tavole della legge. In passato le sue perplessità sono state aggirate dal Consiglio dei Ministri, ma la questione è tutta politica. Se i tecnici però scrivono, come si rende noto in questo resoconto dato al Presidente Conte, che la seconda versione della bozza di intesa messa a punto dal Ministro per gli Affari Regionali Stefani presenta dubbi di costituzionalità, rischia di aumentare la spesa pubblica e mette in pericolo il bilancio dello Stato, certo forniscono ai politici un bell'alibi per dire fermi tutti. Sono 12 pagine firmate dal capo del Dipartimento Ermanno De Francisco, affrontano la questione delle risorse e specificamente il meccanismo di transizione basato sulla spesa media pro capite individuato dagli affari regionali per guidare il passaggio, dopo 3 anni, dalla spesa storica ai costi standard. Ebbene, secondo il Dipartimento
di Palazzo Chigi, la spesa media pro capite produrrebbe un aumento delle somme da trasferire rispetto alla modalità del calcolo basato sul costo storico, perché tradizionalmente Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna hanno una spesa media pro capite largamente inferiore a quella nazionale, che poi è esattamente il motivo per cui queste regioni chiedono l'autonomia. Il meccanismo, spostando verso l'alto la spesa media pro capite delle 3 regioni, finisce per spostare verso l'alto la spesa media pro capite dello Stato, fino a porre a rischio il principio dell'equilibrio di bilancio. Cioè, insomma, i tecnici dicono: vi abbiamo derubato finora e dobbiamo continuare a derubarvi. A questo, confermano le dietrologie della Lega, il dossier anticipato dal Messaggero di Roma aggiunge i rischi connessi alla soppressione e il ridimensionamento degli uffici statali che si trovano nella capitale, cioè nell'ottima Roma. Poi ci sono le 23 materie che il Veneto vorrebbe vedersi riconosciute, troppe secondo il Dipartimento di Palazzo Chigi, che sottolinea come, pur nel contesto del titolo V della Costituzione, una simile scelta desta serie perplessità, perché non tiene conto dei limiti derivanti dal combinato disposto con ulteriori norme costituzionali. Secondo i tecnici di Palazzo Chigi si rischia la creazione di nuove regioni a statuto speciale, con dubbi di costituzionalità. E questo a maggior ragione se si pensa che alcune materie risultano non devolvibili interamente alle regioni. Cioè questi riscrivono la Costituzione come gli pare a loro, da Palazzo Chigi, dal coordinamento della finanza pubblica all'ambiente, passando per energia, sanità e istruzione. L'affidamento ad alcune regioni di servizi a forte contenuto redistributivo potrebbe portare all'indebolimento dei diritti di cittadinanza e a problemi per l'assegnazione delle risorse. Allora però si domandano i leghisti perché sono state messe in Costituzione queste materie come devolvibili, e in effetti qualcosa non torna, scrive il Corriere del Veneto. Comunque il Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi di Palazzo Chigi richiama lo Stato a tutelare l'unità giuridica ed economica, e qui si appiglia il ministro Di Maio, il quale dice: mica vorrete la Padania? E Zaia risponde: adesso basta Manfrine. Insomma, è un bell'argomento questo qua, che rivela una bella filosofia politica. Torniamo brevemente al Corriere della Sera con TAV avanti, la spinta europea, il titolare dei trasporti insiste, l'iter si può fermare, il governatore Cirio invece del Piemonte dice a Conte: diamo un segnale all'Unione Europea. C'è poi un'intervista al docente del Politecnico di Milano, esperto in trasporti, Marco Ponti, che è quello che ha scritto l'analisi costi-benefici sul TAV, commissionata dal governo. Toninelli come Del Rio e il PD. La mia analisi mai applicata, usata solo per fini politici. Il ministro non blocca nulla e non risponde neanche alle mail. L'altra opera, gli abbiamo dato anche lo studio sulla Brescia-Padova, è una follia, ma lui dice che si farà. Poi ci sono le tasse, record da 4 anni e Forza Italia va all'attacco, pressione fiscale al 38%. La Corte dei Conti dice no alla flat tax senza coperture. Sempre rimanendo la questione delle tasse, l'ex direttore delle entrate Ernesto Maria Ruffini: il gettito sale, è merito del fisco digitale, ma l'economia è ferma. La tassa piatta è naturalmente un errore. Poi in Forza Italia Berlusconi detta le regole, sono io il leader, i dirigenti restano. C'è un'intervista poi sul Corriere della Sera a Vincenzo Sofo, leghista, fidanzato di Marion Le Pen, eletto precario, aspetto la Brexit. Mi sento come un candidato che non è stato eletto. È stato eletto solo che il Parlamento europeo lo tiene in panchina, in una condizione di precarietà. È uno dei 3 eurodeputati che, pur essendo stati proclamati eletti, non possono prendere possesso del cadreghino, dello scranno, fino a che la Brexit non sarà completata. Sono un deputato in attesa di entrare in campo, ma non ne faccio una malattia, dice l'onorevole Sofo. Mentre lasciamo il Corriere della Sera a questo punto, dopo aver dato un'occhiata peraltro, no, ci arriviamo dopo, ma intanto dal Corriere della Sera facciamo un salto alla Gazzetta del Mezzogiorno. Qui c'è da segnalare un'intervista al vice segretario della Lega Andrea Crippa. Ora la Lega vuole la Puglia, Crippa vuole una nuova classe dirigente della Lega in Puglia. Il neo vice segretario federale della Lega, con delega all'organizzazione dei territori e leader dei giovani del Carroccio, ha scelto la Basilicata e la Puglia per le sue prime uscite ufficiali. Insomma, Crippa parte dal sud. Troveremo un accordo al tavolo con gli altri partiti per le
per la tornata elettorale del 2020 in Puglia. Tra Salvini e Giorgetti nessuna frattura, con i 5 Stelle dura solo se riusciamo a realizzare obiettivi concreti, ma se cade il governo il voto non è certo. Parto dal sud, dice Andrea Crippa, perché il Mezzogiorno ha premiato la Lega, è il consenso figlio di volontà di cambiamento. La gente ci vota perché vuole qualcosa di diverso rispetto a chi ha governato negli ultimi 50 anni. Dobbiamo formare una classe dirigente pronta a rappresentare questo consenso, altrimenti lo perderemo subito. Arrivo dal nord, lì abbiamo dimostrato di saper fare ciò che serve, rendere le città più attrattive, i trasporti più efficienti, gli ospedali più performanti. Quello è uno zoccolo duro che non perderemo mai. E sempre rimanendo in orbita Lega, ve lo ricordate sicuramente, Francesco Paolo Arata, che è definito consulente di Salvini perché ha partecipato a un evento a Piacenza qualche tempo fa, in affari con il re dell'eolico Vito Nicastri, vicino a sua volta al boss mafioso Matteo Messina Denaro, e poi implicato nel caso Siri. Nel caso Siri non si è ancora capito dove fosse la dimostrazione della mazzetta e della corruzione. In un altro caso, come questo invece con l'assessore regionale in Sicilia all'energia, ciao Paolo, diceva al telefono l'assessore regionale a questo soggetto, Francesco Paolo Arata, ascoltami allora, domani lui firma quell'atto dovuto perché è dovuto. Il Paolo al telefono a cui l'assessore stava anticipando la decisione di un dirigente del suo ufficio era Francesco Paolo Arata, appunto l'uomo del caso Siri, il re dell'eolico vicino ai clan. Quella decisione riguardava proprio una pratica che stava molto a cuore alla coppia Arata-Nicastri per un impianto di biogas a Francofonte, Siracusa. Paolo Arata esultava per le parole dell'assessore regionale siciliano che annunciava lo sblocco della pratica, così scrive Repubblica in cronaca di Palermo. Mentre a proposito di Italia Unita, il San Giovanni Bosco, ospedale di Napoli, al servizio dei clan della Camorra. In Calabria funziona con l''ndrangheta, in Sicilia con la mafia. Così la Camorra stritolava la città. L'alleanza di Secondigliano gestiva ospedali e poi anche ristoranti e aziende del lusso. Ammonta a 130 milioni di euro il patrimonio di beni riconducibili ai clan dell'alleanza di Secondigliano, sequestrato su tutto il territorio italiano, Italia Unita. La maxi operazione coordinata dalla Procura di Napoli è scattata ieri all'alba. I carabinieri hanno notificato oltre 100 provvedimenti cautelari. Forze dell'ordine e magistratura hanno inferto un duro colpo al consorzio criminale. 214 indagati, 126 destinatari di misure cautelari, 132 capi di imputazione, un ordine di custodia cautelare di 2036 pagine, sequestri per 130 milioni. Questa è l'operazione che ha disarticolato il cartello di clan noto come Alleanza di Secondigliano. Ha stritolato la città per più di 20 anni, tempo da nulla, siamo nell'ordine della normalità, gestendo l'ospedale San Bosco, all'interno del quale avvenivano riunioni operative dei boss, che sorpresa, e ricavando denaro da moltissime attività illecite, estorsioni anche a un albergo che ospitava migranti, traffico di stupefacenti, usura, cavalli di ritorno, truffe alle assicurazioni, rapine e furti. Tra gli arrestati i soliti noti, sfuggita alla cattura un'altra figura di vertice, Maria Licciardi da Secondigliano. La procura aveva chiesto l'arresto dell'avvocato penalista Raffaele Chiummariello, indagato per concorso esterno in associazione camorristica e perquisito, accusato di aver portato messaggi del boss Contini, detenuto in regime di carcere duro, agli affiliati liberi. Questo per quanto riguarda il Corriere del Mezzogiorno, il San Giovanni Bosco, un ospedale da niente, mentre ci sono i verbali dell'indagine, io, infiltrato della cosca, contavo più del direttore dell'ospedale. Con noi tanti medici, hai capito? La società civile. Che sviluppo, che aveva ragione Falcone, la mafia non è un cancro che si innesta su un tessuto sano. Con noi tanti medici, fui assunto a 15 anni, manager sanitari a disposizione dei boss. Te credo, quelli controllano anche le minuzie di quartiere, figurati se non controllano un campo ricco di soldi pubblici, cioè nostri, come la sanità. I dirigenti medici sono sempre stati ai loro comandi, perché altrimenti rischiavano problemi. Il pronto soccorso faceva girare soldi con falsi referti e col controllo delle ambulanze. Oh, ma attenzione, perché se il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna chiedono autonomia,
poi finisce questa bella vita qua. Attenzione, perché bisogna tutelare le specificità locali. Cosa c'è di più specifico della camorra a Napoli all'ospedale San Giovanni Bosco? Cosa c'è di più specifico dell''ndrangheta negli ospedali calabresi? Bisogna tutelare le specificità del territorio. Se tu cominci a tirargli via, a fargli immaginare, perché non succede così con questa riforma, ma se gli fai respirare anche soltanto il pre-profumo che mancano i quattrini pubblici, ma tu vuoi mettere, quelli vanno in crisi, perché si mette a rischio una specificità del territorio, cioè la gestione mafiosa della cosa pubblica. Ma stiamo scherzando? Ma Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna si rendono conto che stanno uccidendo non per i soldi, ma un pezzo di cultura dell'Italia, un pezzo di cultura, un fiore di cultura dell'Italia, la cultura mafiosa. Ma stiamo scherzando? Stiamo togliendo il pane di bocca a un esercito di persone, e non solo ai mafiosi diretti, quelli del clan, ma a tante persone della società civile, i medici, i manager sanitari, i dirigenti. Questi sono tutte persone che devono poter vivere secondo la cultura mafiosa. Attenzione, non bisogna mettere in discussione questo vero cemento dell'Italia unita. L''ndrangheta peraltro ha ramificazioni anche altrove, quindi bisogna fare espandere questi frutti tipici della penisola italica. Per esempio in Emilia Romagna. L'indagine sull''ndrangheta se ne occupa il Corriere di Bologna, edilizia, trasporti, locali della Movida, le imprese del clan, la ascesa di Salvatore Grande Aracri che aveva preso in mano gli affari di famiglia dopo la condanna del padre Francesco. Ori e marmi nelle villette. Ma anche detto che così facendo si migliora anche l'estetica, il gusto estetico del paese, dell'Italia unita, perché questi signori mafiosi hanno un gusto straordinario, si mettono le tigri impagliate nel salotto, i marmi, gli ori, gli stucchi, eccetera, una roba bella da vedere, il lusso, danno anche lavoro, fanno crescere il made in Italy, perché tanti artigiani lavorano per i mafiosi e i mafiosi spendono poi fare i rubinetti d'oro e compagnia bella, sai quante belle imprese locali tiri su. È un rilancio dell'economia anche quello, ma stiamo scherzando? Zaia, Fontana e quell'altro che si è unito per ultimo, Bonaccini, sono dei pazzi, vogliono mettere a rischio l'unità d'Italia, loro sì che vogliono mettere a rischio, ma non per i soldi soltanto, per la cultura che ci sta dietro, per le radici storiche, per l'humus antropologico, per tutto ciò che diceva giustamente Giovanni Falcone. Lui voleva distruggere, anche Falcone era un distruttivo, infatti per fortuna l'ha fatto fuori, era un distruttivo anche lui, voleva distruggere questa bella Italia. Dunque ori, marmi nelle villette, il lusso di provincia della famiglia. Il pentito Valerio. Francesco dopo la condanna non poteva più essere il referente, il capo della famiglia di Cutro, Grande Aracri, perché dall''ndrangheta non si esce, o si fa come me o la tomba, amici miei. È come la massoneria, dalla massoneria non si esce con tutte le balle che vi possono raccontare, non si esce o si è in sonno al massimo, però si è sempre fratelli e il fratello deve aiutare i fratelli, non c'è dubbio. L'inchiesta dell'antimafia di Bologna ha svelato nuove ramificazioni, attività di stampo 'ndranghetista in Emilia-Romagna, bisogna favorirle, non tarparle quelle cose qua, con epicentro a Brescello, dove da anni operavano i Grandi Aracri originari di Cutro, 16 in manette, con accuse varie. Tra gli arrestati il presidente del Consiglio Comunale di Piacenza Caruso, sospeso da Fratelli d'Italia. Altre 60 persone sono indagate. Poi c'è una truffetta milionaria al Ministero dell'Economia che versò 2,3 milioni sulla base di una sentenza falsificata, perché poi ci sono anche i giudici all'interno di questa bellissima cultura italiana. L'investigatrice calabrese racconta al Corriere di Bologna 3 anni per decifrare quel dialetto allusivo. Ha passato 3 anni nella sala intercettazioni della questura ad ascoltare conversazioni in dialetto degli esponenti, oltretutto vanno ringraziati questi mafiosi anche perché hanno il culto della lingua locale, delle lingue originarie, della cultura locale, quindi hanno un sacco di qualità, movimentano il denaro, fanno lavorare la piccola impresa, proteggono il cittadino indifeso rispetto all'orrido Stato italiano, coltivano le tradizioni e la cultura e la lingua locali. Ma gli vogliamo fare un monumento a sti mafiosi o no? Dunque, questa signora ha passato 3 anni in questura ad ascoltare le intercettazioni in dialetto degli esponenti del clan di 'ndrangheta, gli scambi, le mezze frasi, le allusioni. Calabrese doc, poliziotta, questa agente 34enne ha interpretato e a volte tradotto quelle telefonate. Originaria di Cosenza, in servizio a Reggio Emilia, è stata aggregata alla mobile di Bologna per le intercettazioni. Si è occupata con altri colleghi delle indagini, dei pedinamenti,
Ma conoscendo bene il dialetto calabrese, spiega la poliziotta, aveva una maggior padronanza delle intercettazioni per interpretare quello che dicevano. Una cosa divertente che mi hanno raccontato di un'intercettazione invece in Lombardia, dove un addetto alle intercettazioni ha preso un Damatra per un nome di un arabo. Damatra, diceva uno parlando, che in milanese, in lombardo significa ascoltami, no? E questo qui ha tradotto il brogliaccio, diceva parlava con un marocchino un certo Damatra. E vabbè, comunque questo è divertente. Il dialetto calabrese, come altri del sud Italia, spiega la poliziotta, gioca molto su mezze frasi e allusioni che possono sembrare neutre, ma descrivono un clima, anticipano comportamenti, reazioni, intenzioni. Naturalmente durante le indagini abbiamo registrato conversazioni esplicite preziose per il buon esito dell'inchiesta. Per quanto riguarda ancora l'inchiesta di 'ndrangheta in Emilia-Romagna, operai arruolati e sfruttati per costruire casette in Belgio. Il sodalizio criminale si dedicava al caporalato estremo con alte percentuali su paghe misere. Nelle intercettazioni si parla di fucili e Kalashnikov per regolare i conti con gli albanesi. È tutta roba sana, ragazzi, questa è vita, non l'immobilità. Anche a Palermo si danno da fare non male, lì ci sono diverse specificità, oltre alla mafia c'è anche l'utilizzo truffaldino dei fondi pubblici, controlli saltuari, malattie gonfiate, è la fabbrica della legge 104, quella che dovrebbe permettere il riconoscimento di invalidità e di assistenza ai parenti in Sicilia. Ogni medico deve esaminare 1700 pratiche e c'è pure chi adduce la psoriasi come patologia invalidante. Ogni giorno, domeniche e festivi inclusi, un medico dell'INPS si sveglia e sa che prima che faccia notte 5 pratiche di invalidità dovranno essere analizzate, scrive Repubblica Cronaca di Palermo. Nella giungla della legge 104, che blocca il ritorno dei docenti, 4 su 5 alle scuole elementari scavalcano la fila sui trasferimenti per la priorità assegnata loro per una malattia o necessità di assistere parenti stretti. Ebbene, nella giungla della legge 104, appunto, una delle cause si annida nella pioggia di domande che arrivano all'INPS ogni anno a fronte del numero ridotto di medici disponibili. Ogni anno arrivano agli uffici 55.000 domande di riconoscimento di invalidità civile. I medici che si occupano dell'accertamento sono 32, in pratica 1 ogni 1.718 domande. 5 al giorno. Il percorso per il riconoscimento dell'invalidità inizia dal medico di famiglia o in un patronato, da cui parte la domanda che deve includere documentazione medica su una o più malattie codificate in una tabella del Ministero, a ciascuna patologia una percentuale. E qui il primo elemento discrezionale. Insomma, in poche parole, in Sicilia 4 insegnanti su 5 tornano alle scuole elementari in Sicilia scavalcando la fila perché hanno la precedenza ottenuta con la legge 104, e la legge 104 è praticamente il 4 volte più applicata che non nel resto d'Italia. I furbetti della legge 104, molto giusto anche questo, mentre lasciamo e andiamo in pubblicità con un'altra bella storia dall'Italia Unita. Siamo ancora in Sicilia, il quotidiano La Sicilia, Licodia e Ubea, la panchina del caporale e quella delle schiave, 8 donne albanesi costrette a lavorare tutto il giorno nei campi, versando metà del loro salario, è giusto, prima gli italiani. Arrestato un incensurato che aveva un libro mastro con nomi e cifre dei pagamenti degli stipendi alla manovalanza. L'uomo avrebbe svolto il ruolo di intermediario tra i proprietari terrieri e le braccianti. Poi abbiamo anche un'altra tipicità squisitamente italica, viva l'Italia Unita, le truffe sui fondi europei in agricoltura dai Nebrodi sono emigrate in Romania, sempre la Sicilia che ce lo racconta. In Romania ha aperto un fascicolo su 5 imprenditori indagati in Sicilia, terreni fantasma per pomodori da trasformare e una strana deroga sui contratti con le industrie. Le numerose inchieste in Sicilia hanno reso difficile perpetrare truffe sui fondi europei. Il sistema sarebbe stato esportato in Romania. Sono anche europeisti i mafiosi, tutte le qualità ce le hanno loro. E lucevano le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma i 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, www.2per1000lega.it.
Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Se vuoi aiutare Radio Padania, segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453 01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Aiuta Radio Padania. Diventa nostro editore. IT 89R 08453 01602 000 000 10 19 71. Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti buongiorno dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Oggi la giornata più calda di questa ondata di calore, cielo sereno, afoso, con temperature massime vicine ai 36 gradi in area pedemontana e fino a 40 gradi sulla pianura, in particolare sulla Lomellina. Venerdì sereno, poco nuvoloso, molto caldo ma più secco sulla fascia alpina e prealpina, sempre afoso sulla pianura. Sabato foschie, nubi basse all'alba, poi soleggiato e molto caldo, asciutto o qualche piovasco sulle Alpi. Tendenza domenica e lunedì, soleggiato e caldo, asciutto o con qualche temporale limitato alla fascia alpina. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Torniamo alle notizie sparse, questa è simpatica, ci tira un po' su dopo l'elenco delle primizie italiche. Viva l'Italia, l'Italia unita. Il tarocco gay della compagna Cirinna, questa è carina forte. La calciatrice Galli ha postato uno scatto di un bacio affettuoso con una ragazza. La paladina arcobaleno Monica Cirinna ha esultato, l'amore vince, ma quella nella foto è la sorella, è l'amore fraterno, cosa avete capito? La Cirinna esultava per l'amore fraterno, non per l'amore lesbo-gay, bisexual, transsexual, queer and plus. Il Tempo mette in primo piano la scala ancora rotta, non si è messa a posto la scala mobile di Roma, beffa, hanno riaperto la stazione ma senza aggiustare l'impianto, l'escalatore Guasto da ottobre è ancora fermo e transennato, i passeggeri si arrangiano. E poi andiamo a segnalare un articolo sicuramente interessante, un'intervista a Capiago Intimiano, Como, di Giangavino Sulas. Parla per la prima volta l'avvocato d'ufficio di Rosa Bazzi Olindo Romano, strage di Erba, ma quanti non ricordo da chi doveva difenderli. Ho la coscienza tranquilla, dice Pietro Troiano, al centro delle polemiche perché sospettato di aver spinto i suoi clienti a confessare. Falsamente, avevo il divieto di colloquio con loro, non avrei potuto convincerli, dice, ma i misteri sono troppi. A intervistarlo appunto è Giangavino Sulas. Avvocato Troiano, chiede Sulas, lei è stato il primo difensore di Olindo e Rosa, oggi è al centro di polemiche e insinuazioni. 12 anni dopo la strage di Erba, lei crede che siano innocenti? A questa domanda non risponderò mai, risponde l'avvocato Troiano, ho solo difeso 2 persone che hanno confessato il loro crimine. Ho la coscienza tranquilla, anche se hanno ritrattato. Olindo e Rosa sono i veri colpevoli? Inutile che protesti innocenza? Chiede Sulas. Non rispondo, non mi pongo il problema della colpevolezza, applico il codice, prendo atto delle sentenze. Olindo e Rosa facciano quel che vogliono. Chiedano la revisione del processo come è il loro diritto, ma non mi accusino di falsità. Non ho mai detto il falso, altrimenti scatterebbe l'accusa di infedele patrocinio. Non ho dormito per mesi su questa vicenda. Ma, chiede Sulas, le confessioni di Olindo e Rosa erano davvero convincenti? Lei ha mai avuto dubbi, un ripensamento? Qualcosa non la convinceva? Mi astengo dal rispondere, risponde l'avvocato Troiano. Perché silenzio dopo tanti anni? Ho il segreto professionale, non più, controbatte Sulas. Olindo e Rosa l'hanno esentata dall'obbligo
del segreto professionale. Mi hanno fatto avere dal carcere le loro dichiarazioni da consegnarle affinché sia libero di rilasciare un'intervista. Legga pure. E no, risponde l'avvocato Troiano, dovevo essere io a riceverle dal carcere, le dovevano dare a me. Ma teme che siano false? Chiede Sulas. Le firme di Olindo e Rosa dovrebbe conoscerle. Silenzio. Pietro Troiano è stato il primo difensore dei coniugi Romano accusati della strage di Erba, racconta Sulas sul settimanale Oggi. Assieme al consulente Picozzi, incaricato da Troiano di fare la perizia psichiatrica, è al centro di una bufera perché Olindo e Rosa hanno lanciato un'accusa. Sarebbero stati Troiano e Picozzi a convincerli a confessare, facendo loro credere che collaborando e anche sulla base di una perizia psichiatrica che poi non è mai stata chiesta, se la sarebbero cavata con pochi anni di carcere, un'accusa che porterebbe al reato di infedele patrocinio. L'avvocato alle domande non risponde, dopo averci rimbalzato al telefono, dopo aver respinto a spintoni l'attacco delle Iene, concede al nostro settimanale la sua prima vera intervista, in piedi sull'ingresso dello studio. Accomodatevi, non lo dice. È un uomo sulle spine, racconta Sulas. Non sono mai in imbarazzo, dice l'avvocato, ma i documenti non posso farglieli vedere. Il dischetto con la confessione di Rosa non è uscito dal mio studio. Mettetevi d'accordo, però, dice l'intervistatore Giangavino Sulas. Massimo Picozzi, consulente che ha realizzato quel video, ha dichiarato di averlo consegnato a lei. Non teme che Picozzi la stia scaricando? Perché dovrebbe farlo, risponde l'avvocato Troiano. Forse il video era nel fascicolo ereditato dai difensori che mi sono subentrati. Il mio fascicolo, dopo tanti anni, avrei potuto distruggerlo, ma non l'ho fatto. Ma quel video in cui Rosa racconta i dettagli del massacro, Giulio, eccolo qua, niente, no, sto sbagliando. Quel video in cui Rosa racconta i dettagli del massacro, che doveva servire per la perizia psichiatrica, è stato addirittura consegnato all'accusa, dice Giangavino Sulas. È stato lei a darlo? La perizia psichiatrica non è stata neanche fatta. Perché? È stata fatta, risponde l'avvocato Troiano. C'è una relazione di Picozzi che probabilmente avrei depositato col video se ci avessero concesso il processo col rito abbreviato. Ma la relazione di Picozzi è firmata? Me la fa leggere? Non so neanche se ce l'ho, risponde l'avvocato. È passato tanto tempo, mi pare di ricordare che Olindo e Rosa fossero stati giudicati una coppia con dei problemi. Sarà agli atti, ma io non rilascio documenti e non posso farle leggere niente. Olindo e Rosa vi accusano di essere stati voi a convincerli a confessare. Non avrei potuto farlo, avevo il divieto di colloquio con loro. E Picozzi? Non accetto domande, trabocchetto. Lei però era presente l'8 gennaio 2007, primo interrogatorio davanti al PM, quando i due respinsero ogni accusa e si dichiararono innocenti. A quel punto avrebbero dovuto essere a disposizione del GIP per l'interrogatorio di garanzia. Invece sono tornati inspiegabilmente davanti al PM e hanno confessato. Chi aveva chiesto questo secondo interrogatorio? Lei c'era? Non le so rispondere, non ricordo dopo tanti anni, dice l'avvocato Troiano. Ho assistito centinaia di interrogatori, mi pare che avessero chiamato dalla procura o i carabinieri. Comunque non sono stato io a farli confessare. Sono tranquillo. Perché ha consentito che Rosa fosse interrogata con le foto della strage davanti, in modo che confessando non facesse errori mentre descriveva la scena? Non mi ricordo questo passaggio, risponde l'avvocato Troiano. Se fosse successo mi sarei opposto. Ma come fa a non ricordare? È stato lo stesso PM a rivelarlo in aula. Rosa è stata esplicita nel lanciarle questa accusa. Rosa faccia quello che vuole, dice l'avvocato Troiano. Io non ricordo. Perché quando Rosa ha rivelato o inventato che Adud Marzouq l'aveva violentata non avete sporto denuncia? Era una notizia di reato grave. Forse, dice l'avvocato Troiano, erano scaduti i termini per fare querela, o forse la strategia difensiva non lo prevedeva. Per me Adud è solo gossip e nient'altro. Avvocato, intervistarla è come pestare l'acqua nel mortaio, conclude Sulas. Lei pensa di recuperare la memoria per settembre? Perché Fausto Schembri e Luisa Bordeaux, difensori di Rosa e Olindo, nelle indagini difensive chiameranno lei e Picozzi per sommarie informazioni. Arrivederci, dice l'avvocato Troiano. Non è un'intervista, è un'aggressione. C'è anche il pezzo su Oggi di Edoardo Montolli. Ora spunta un altro scatolone di reperti, un nuovo scatolone di reperti sulla strage di Erba. Lo ha comunicato la Corte d'Assise di Como ai legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, spiegando che nell'archivio corpi di reato, durante il riordino dell'ufficio, è stato rinvenuto un ulteriore plico scampato all'incenerimento illecito dello scorso luglio. Sono riapparsi residui di libri semicarbonizzati, porzioni di tessute coperte, un tampone sulle sponde del letto di Casa Castagna e materiale semicarbonizzato del materasso, oltre a 10 centilitri di acqua
dallo strato di residuo liquido sul pavimento della cameretta e un enigmatico prelievo in bianco. Ennesimo colpo di scena sulla vicenda. Il 12 luglio 2018, poco prima che la Cassazione si pronunciasse sull'esame di reperti mai analizzati, l'ufficio corpi di reato del Tribunale di Como mandò a incenerire tutto il materiale conservato lì inerente alla strage, nonostante ci fosse un espresso divieto di farlo da parte di 2 giudici. Così sembrava, perché poco dopo riapparve uno scatolone con 5 plichi contenenti i reperti della strage. Nei primi 4 una tanica, 8 coltelli, una fila coltelli, un abbonamento, un mazzo di chiavi, nel quinto un cellulare di Raffaella Castagna. Il plico risultava aperto senza alcun verbale. Perché era stato aperto? Chi lo aveva fatto? Non si sa. A questi ora si aggiunge il nuovo pacco materializzatosi in tribunale. La Corte d'Assise di Como aveva dato ordine di distruggere tutto, ritenendo che il parere della Cassazione favorevole all'analisi dei reperti non fosse vincolante. Nel farlo aveva anche negato alla difesa l'accesso al server delle intercettazioni, alcune delle quali erano scomparse in momenti chiave dell'inchiesta, in particolare quelle del testimone Mario Frigerio. Gli avvocati Schembri, Bordò e D'Ascola si sono opposti. Sull'Ario hanno deciso di attendere il parere che arriverà da Roma. L'udienza in Cassazione il 12 settembre. Con ciò lasciamo il settimanale oggi, torniamo alla politica e ai fatti del giorno. Allora, la calda estate dei no TAV inizia a Torino in Valsusa, no al checkpoint in Valsusa. Primo blitz ieri, 40 denunciati. Per la consigliera dei 5 Stelle in Regione Piemonte Frediani, quell'opera è inutile e la Valle non starà a guardare. Insomma, si profila un'estate calda in Valle di Susa, mentre il Piemonte con il presidente Cirio vuole partecipare alle Olimpiadi 2026, 4 impianti per strappare il passo olimpico. Poi c'è da segnalare su Repubblica, in cronaca di Puglia, un pezzo terrificante di Chiara Spagnolo sull'orrore della baby gang che ha preso di mira Antonio Stano, un pensionato morto in ospedale il 23 aprile dopo 18 giorni di ricovero. Da chiarire ancora la connessione tra la morte e le aggressioni di questi giovani. Altri 9 arresti a Manduria dopo la morte del pensionato. Violenze anche su un disabile. Il procuratore Capristo dice: su scuola, famiglia e servizi sociali bisogna mantenere accesi i riflettori. Dal Corriere della Sera vi segnalo l'inserto caldo, cosa fare, come difendersi e rinfrescarsi senza esporsi a rischi, particolarmente utile nella giornata di oggi. Bisogna adeguare gli orari, bisogna fare cose anche logiche. Se si fa esercizio fisico, spostarlo nelle ore meno calde e bere più di 2 litri d'acqua al giorno raccomandati. Può bastare anche un ventilatore per rinfrescarsi, se non c'è afa. Docce e bagni freddi aiutano, come la borsa del ghiaccio da tenere a portata di mano. Scarpe aperte e traspiranti, abiti chiari e leggeri, cappello, occhiali da sole, sciarpa leggera per ambienti con l'aria condizionata, bere un bicchiere d'acqua ogni ora o almeno 10 bicchieri in giornata, evitare caffeina, cioè caffè, tè, cola o alcol, pasti light a base di pietanze fredde per evitare che troppo sangue si concentri nell'addome per la digestione, indispensabili frutta e verdura. Questi alcuni dei consigli del Corriere della Sera. Nella cronaca milanese invece del Corriere della Sera, il primo piano sulla rivoluzione dei trasporti. Dal 15 luglio mano al borsino, perché il ticket dell'ATM passa a 2 euro, invariate soltanto le tessere annuali, una manovra da 43 milioni. Ticket urbano a 2 euro, ma vale anche per i comuni di prima fascia, dove non ci andava nessuno. Gli abbonamenti annuali rimangono uguali, spunta una sfilza di agevolazioni per giovani, anziani e famiglie. Tra 20 giorni la riforma delle tariffe a Milano, Interland e Monza, basata su un sistema di corone concentriche. La prossima settimana la campagna di comunicazioni. Mentre ritorna l'asse Milano-Torino sui giochi, effetto turismo, scrive il Corriere della Sera, la bolla di calore, 39 gradi a Milano, oggi si crepa veramente, e poi l'inchiesta sul traffico di stupefacenti che ha messo nei guai il capo ultra della curva sud del Milan, Luca Lucci, 38 anni, i soldi sporchi di Lucci con gli ambasciatori delle cosche calabresi, il business del capo ultra del Milan con il clan Barbaro Papalia, prestanome di Cosa Nostra, il giallo dei conti a Malta. Insomma, un bel soggetto questo qua, veramente. Intanto, sempre dal Corriere, Gloria morta dissanguata a Cremona, dopo ore di agonia, dice la madre, voglio giustizia. L'esito dell'autopsia sulla bimba di 2 anni dice poteva salvarsi. Nei guai il padre 37enne. Il corpo di Gloria è stato trovato dai soccorritori sabato pomeriggio. La bambina colpita con un coltello. Il padre ha parlato di rapina. I sospetti si concentrano su di lui. Si sarebbe vendicato della moglie che lo aveva lasciato. E poi la Svizzera che presenta il conto.
Bloccate le tasse dei frontalieri lombardi, i giudici elvetici dicono che il governo italiano è poco chiaro e trattengono 3 milioni e mezzo per i debiti. In base a un accordo del 74 Italia e Svizzera, la Svizzera rigira all'Italia parte delle tasse pagate oltre confine dai frontalieri. La somma di ristorno è 84 milioni di euro all'anno, divisa fra i comuni di provenienza. Ora il Consiglio di Stato elvetico attinge al tesoretto per saldare il debito che il comune di Campione ha nei confronti di enti pubblici del Canton Ticino. Insomma, il comune di Campione, Casino, ha debiti con noi, non vi diamo i soldi dei frontalieri, dice la Svizzera. Lasciamo la cronaca milanese con Il Giornale. Dal 15 luglio tram a 2 euro, la stangata del sindaco Sala, il mini ticket soltanto tra un anno. Lega e Forza Italia strappano agevolazioni, protesta anticasta dei grillini. Mentre tra le cronache locali va segnalato l'ultimo giorno del ponte Morandi a Genova, i monconi del viadotto saranno abbattuti domani alle 9, tutte le strade nel raggio di 300 metri dall'esplosione saranno chiuse, coprifuoco fino alle 15 nel raggio di 400 metri, persone da evacuare oltre 3.400. Da Sondrio invece la provincia, il quotidiano locale, sulle Olimpiadi c'è il nodo delle strade, le statali non reggono. La 36 e la 38 non sono all'altezza di un'Olimpiade, basta un incidente, è la fine. Gli esponenti provinciali degli autotrasportatori e il vicepresidente di Confcommercio concordano su come le Olimpiadi invernali 2026, con la Valtellina protagonista, devono dare la spinta per risolvere la criticità della viabilità della Valtellina. Non possiamo perdere 2 occasioni preziose, dice Paolo Ugge, Confcommercio, quella di farci conoscere nel mondo e poi realizzare un collegamento veloce con l'est dell'Italia, il traforo del Mortirolo. In 2 anni si può costruire. E sempre rimanendo alle cronache locali, dalla provincia pavese è assalto agli sportelli della SST per il ticket e la scelta del medico, proteste e code senza fine, più di 2 ore in coda per cambiare medico o fare e rinnovare un'esenzione. Critica la situazione degli sportelli a Pavia dove la gente sbotta. Tanti medici vanno in pensione, bisogna sceglierne un altro, 90.000 persone esenti dal ticket devono presentare autocertificazione per il rinnovo, la regione ha prorogato i termini. I cittadini stanno prendendo d'assalto gli sportelli, senza contare gli orari ridotti degli sportelli decentrati. E infine da Torino la procura chiede per il Salone del Libro il processo per Fassino e Parigi, richieste di rinvio a giudizio con altri 24, l'ex sindaco Fassino è accusato di turbativa d'asta, mentre rischia il processo per la Popolare di Vicenza. Il presidente Miazzi rinuncia. Un collega di studio di sua sorella, avvocato, ha avuto fra i clienti anche Samuele Sorato, ex direttore della Banca Popolare di Vicenza. Il timore è che adesso tutto debba ripartire, quindi prescrizione, non se ne fa più nulla. Dal Tirreno, invece, il quotidiano di Livorno e Rosignano e Cecina del Centro Italia toscano, un'iniziativa della Confcommercio, sconti e soldi virtuali, non sono i mini bot, al via la sperimentazione in 75 negozi della città. Nasce una carta con cui si potranno spendere monete extra, una carta che consente di accumulare soldi virtuali spendibili in altri negozi del circuito. Potrà essere usata in numerosi centri commerciali della città. Non una normale carta fedeltà, come quelle che vengono rilasciate nei supermercati, ma una carta che permetterà un ritorno in denaro per ogni spesa. Un salvadanaio virtuale, ma per spese concrete. Il progetto si chiama Card Livorno va in rete, shopping e cashback, arriva da Confcommercio in tandem con Prime Vision International, azienda di Roma che si occupa di cashback, che tradotto sta per soldi indietro. Ogni livornese potrà richiedere gratuitamente la carta. La carta consente di generare un valore economico ogni volta che si spende nei negozi convenzionati del circuito Livorno va in rete e Livorno Calcio. Non è una carta di credito o debito, non fa parte di circuiti bancari, non prevede costi per chi la utilizza. Al momento dell'acquisto in uno dei negozi il cliente accumula punti o i VK in un salvadanaio virtuale da poter poi spendere nello stesso o in altri negozi della rete. Intanto notizie economiche negative in Emilia-Romagna, balzo in avanti della cassa integrazione, nuovi segnali d'allarme sul fronte del lavoro, scrive Repubblica, più 67% in maggio, più 7,5% in 5 mesi gli ammortizzatori sociali, mentre Di Maio evita i rider in Emilia-Romagna, ma il Movimento 5 Stelle in regione vota la Carta dei diritti. Domani i ciclofattorini in sciopero, l'incontro alle 18:30 al McDonald's, il vice premier salta alla visita a Bologna e dribbla
La contestazione annunciata, i rider volevano contestarlo e lui dà forfait. Il ministro Di Maio non si presenterà sabato a Bologna, assemblea regionale dei 5 Stelle. L'evento doveva gettare le basi della riorganizzazione del movimento e rinviato a data da destinarsi per lo stato di agitazione dei 5 Stelle, ma anche per la contestazione annunciata da quella generazione oppressa e senza tutele che Di Maio aveva giurato di proteggere insediatosi un anno fa e che ora replica lanciando uno sciopero nazionale contro governo e piattaforme. Di Maio ha fatto propaganda sulla nostra pelle, dicono i rider, i ciclofattorini. Siamo andati a Roma 8 volte pagando di tasca nostra per incontrare lui e i suoi tecnici. Per che cosa? Adesso anche la sua segreteria ha smesso di risponderci. L'ultima promessa è inserire la norma nel progetto di legge sul salario minimo. Ma non possiamo più aspettare. Il ministro del lavoro si era impegnato a varare una legge urgente spiegando che i ciclofattorini sono il simbolo di una generazione oppressa. Non se n'è fatto nulla. Mentre lasciamo il tema economico con Milano Finanza, Libra ci guadagna solo Zuckerberg, la valuta di Facebook è una licenza per stampare denaro, signoraggio compreso. I finanziatori del progetto godrebbero di interessi su riserve stimate in ben 61 miliardi di dollari. Acquistate la Libra di Facebook e darete la licenza di stampare denaro al gigante dei social media. Un gruppo di grandi aziende ha accettato di pagare 10 milioni di dollari a testa per partecipare al progetto. È facile capire perché, scrive James McIntosh su Milano Finanza. Sulla base di alcune ipotesi ragionevoli, potrebbe essere follemente redditizia anche in denaro reale la nuova moneta di Facebook. Approfondendo i dettagli di Libra, sembra molto meno attraente per gli utenti. I profitti proverrebbero dagli interessi provenienti dalle riserve monetarie di Libra, destinate a mantenere stabile il suo valore. Gli interessi saranno dirottati alle società che sostengono l'organo di governo di Libra, mentre i possessori della criptovaluta non guadagnano nulla, dando ai fondatori profitti simili al signoraggio operato dalle banche centrali. Si supponga che 1 su 10 degli 1,7 miliardi di utenti al mondo privi di un conto bancario detenga 10 dollari convertiti in Libra e che più della metà dei 2,4 miliardi di altri utenti Facebook si iscrivano al progetto mettendo 50 dollari. I finanziatori godrebbero degli interessi su 61 miliardi di dollari di riserve. Nel progetto c'è l'impegno a tenerle investite in un portafoglio sicuro che potrebbe rendere l'1% in più. Ma si tratta di 600 milioni di dollari all'anno. Defalcando 100 milioni come stima di quanto costerebbe far funzionare il sistema e supponendo che ai 24 fondatori iniziali si aggiungano altre 100 aziende, il tutto genererebbe un ritorno del 40% sul loro investimento iniziale ogni anno. Insomma, ci guadagnano loro, Zuckerberg e i suoi soci con Libra, con la valuta, scrive Milano Finanza. Andiamo alla prima pagina della Stampa di Torino, il capitano Carola che sfida Salvini. Vediamo se l'ANSA ha aggiornato qualcosa. No, davanti al porto c'è ancora la Sea-Watch, braccio di ferro a Lampedusa, scrive l'ANSA. L'isola sta con la tedesca, è un'eroina, dicono a Lampedusa, il governo contro i Paesi Bassi e poi votano Lega. L'olandese Sea-Watch rompe il blocco del Ministero dell'Interno, li arrestiamo, cancelliamo Dublino. Poi Germania shock, politico ucciso perché a favore dei migranti, scrive la Stampa in prima pagina, a proposito dell'uccisione appunto del politico della CDU Walter Lübke, dirigente locale del Partito Cristiano Democratico in Assia. Un attimo solo, perché sta telecamera oggi non mi piace niente. Un attimo solo, ci siamo? Ecco, dicevamo, l'uccisione del leader dell'Assia della CDU, trovato morto il 2 giugno. Il politico si era distinto per le sue posizioni accoglienti in tema di immigrazione. Confessa il killer del leader pro-migranti, la CDU dice Alternative für Deutschland, è complice. È stato ucciso da un militante dell'ultradestra, accusa i populisti. Angela Merkel dice i toni alti generano odio. Stefan Ernst, l'estremista arrestato 10 giorni fa, sospettato dell'omicidio del presidente Lübke, appunto, esponente di punta Lübke dell'Unione Cristiano Democratica, ha confessato tutto. I più inquietanti timori si sono avverati. Un omicidio politico di matrice neonazista e xenofoba. Sempre dalla prima pagina della Stampa poi parla il monaco rapito, frustato dall'ISIS, ho pensato di morire, racconta
Racconta padre Jacques Mourad, il monaco rapito dall'ISIS, frustato con i tubi di gomma, perdono per i sequestratori. È sopravvissuto 5 mesi in una prigione jihadista in Siria nel 2015. Torture e minacce continue. Mai così vicino alla morte. Oggi vive nel Kurdistan iracheno. Sempre dalla Stampa in prima pagina, a Milano, la gara degli sponsor per il Gay Pride. Se ne occupa Alberto Mattioli, la carica delle multinazionali per sfilare al Gay Pride di Milano, da Nestlé a Coca-Cola, manager e dipendenti al corteo di sabato. Gli organizzatori dicono è la miglior risposta al Family Day di Verona. Coca-Cola, Nestlé, insomma il turbocapitalismo finanziario alla parata. Si attendono oltre 250.000 persone con un caldo bestia. Repubblica invece si schiera con la capitana, Forza Capitana, cioè naturalmente il capitano Salvini e la capitana tedesca, 2 capitani a confronto, la rabbia di Salvini e la scelta di Carola, la grande ipocrisia, eccetera. Mentre la Repubblica, vediamo sfogliando se c'è qualcosa di interessante al volo, non pare che ci sia qualcosa di interessante al volo. Non c'è moltissimo, no, sembra di no, e quindi andiamo a dare un'occhiata, dopo aver visto sulle scienze la questione della plastica. L'inserto di Repubblica si occupa di plastica, ce ne occuperemo anche noi brevemente con un artista che alla plastica ha dedicato un'installazione. Parliamo a breve, prima della fine della rassegna stampa, e poi alle 9:30 con noi Claudio Borghi Aquilini. L'ultimo piatto di plastica, titola Repubblica l'inserto Scienze, Tecnologia e Ambiente. È il tempo del tramonto per gli oggetti monouso. Una direttiva europea vieta dal 2021 gli usa e getta. Quali sono gli oggetti? Lo spiega Repubblica. Intanto sulle spiagge italiane è partita l'offensiva. Bando e multe salate. Siamo stati alerici a Vernazza per vedere l'effetto che fa. Scienze lancia una campagna. Si può vivere senza plastica? Segnalateci le vostre esperienze, noi le pubblicheremo. Mentre Il Giorno, il quotidiano Il Giorno, La Nazione, il Resto del Carlino, quotidiano nazionale, esce in prima pagina anche lui col capitano e la capitana, vale a dire Carola Rackete e il ministro dell'Interno Salvini. E poi veti 5 Stelle, Salvini minaccia la crisi, lite su Ilva, autonomia e autostrade, intesa subito o salta tutto, dice Salvini. Sequestrato il tesoro dell'ultra della droga del Milan, patrimonio milionario per il Toro, Luca Lucci, il capo appunto ultra del Milan, che faceva affari con la droga e che faceva affari anche con la politica. Sequestro da 1 milione a Luca Lucci, scovato il tesoro dell'ultra Narcos. Il Giorno pubblica anche la sua foto con Matteo Salvini che ha fatto il giro già da settimane. Mentre campione d'Italia ha i debiti con la Svizzera, un paese fallito, e la Svizzera si rifà sui soldi destinati ai frontalieri italiani, non glieli dà. Il taglio fiscale, tasse record mai così alte da 4 anni. Infine la gaffa arcobaleno della senatrice Cirinà, viva il bacio gay, ma è la sorella della calciatrice. Mentre il quotidiano di Confindustria, il Sole 24 Ore, ci riporta in pieno sulla questione della Ilva, ex Ilva. ArcelorMittal è pronta a chiudere Taranto. Il governo dice di non preoccuparci, ma finora niente. Quindi il 6 settembre, senza una soluzione che assicuri la protezione legale, l'impianto di Taranto chiuderà, ha detto l'amministratore delegato di ArcelorMittal, Van Pulvorde. L'ex Ilva comunica l'avvio della cassa integrazione per 1.395 addetti, ma Di Maio dice non accetto ricatti. L'Ilva resti aperta, non hanno nulla da temere, le soluzioni si trovano. In serata fonti del Ministero dicono che il 4 luglio ci sarà un incontro Di Maio-ArcelorMittal. L'analisi interessante di Paolo Bricco è l'ombra di un'altra Bagnoli, un colpo letale assestato al cuore industriale italiano. L'ombra di una nuova Bagnoli che si allunga su tutta Taranto. Senza protezione legale l'Ilva chiuderà il 6 settembre. La politica ha realizzato la sua vocazione distruttrice. Gert Van Pulvorde, amministratore delegato di ArcelorMittal, è stato chiaro ed è stato prevedibile, scrive Bricco. Poi continuiamo su questa storia dell'Ilva. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no?
messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Qui Parlamento. Bene, per la nostra rubrica all'interno della rassegna stampa, il Qui Parlamento appunto, siamo in collegamento adesso telefonico con Tullio Patassini, deputato della Lega. Buongiorno Patassini innanzitutto e grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, stiamo col capitano o con la capitana? Mi permetta questa stupidissima domanda in apertura della nostra conversazione. La risposta la trasformiamo, al di là della battuta, in serietà. Stiamo con la legge e il rispetto delle regole. Quindi nessuno di noi, nessun italiano di buona volontà riesce a capire perché c'è qualcuno che si arroga il diritto di violare la legge. E questo vale per qualunque questione del vivere comune. Non c'è nessun motivo legittimo che permetta a questa signora, definirla, io non vorrei definirla in altri termini, ma questa ragazza, questa figlia di papà, che ha un'attività che non si capisce da dove provenga, e si permette di violare la legge italiana. Ma secondo lei che cosa c'è dietro? Tanto per fare un'altra domanda intelligente. Esatto. Cosa c'è dietro non mi è dato sapere. I sospetti sono di varia natura. No, perché mi scusi, onorevole Patassini, se un italiano se ne va sul mare del nord con un carico di migranti e dice io adesso voglio attraccare e portarli in Germania, che succede? Quello che sta succedendo in Italia: arriva la finanza, fa il blocco navale, arrivano i carabinieri, bloccano il porto e comunque nessuno può entrare sul suolo nazionale di qualunque paese senza essere autorizzato. Quindi, per tornare invece adesso al di là della battuta iniziale della trasmissione, per tornare ai ragionamenti seri, innanzitutto è una forzatura per vedere a chi è più forte, a chi resiste in questo inutile e, permettetemi, stupido braccio di ferro, perché le leggi, come ho detto all'inizio della trasmissione, sono le leggi. Ma c'è un altro aspetto che ci preoccupa ancora di più. È evidente ormai che questa non è un salvataggio in mare, ma è il business dei migranti, in cui ci sono dietro interessi economici e vi sono dietro, qualcuno dice, interessi molto più transnazionali di quelli che noi ci immaginiamo. Allora, vorrei semplificarlo nel modo più semplice possibile. Se io ho pagato un biglietto per andare da Roma a Milano, non posso chiedere alla pista dell'autobus di farmi portare a Napoli o in un'altra città, voglio andare a Milano. La sensazione che tantissimi hanno è che questi hanno pagato un biglietto per una destinazione e vogliono che il contratto informale che hanno stipulato dietro pagamento di un lauto compenso venga rispettato. Come deve finire, più che come finirà secondo lei, Patassini? Siamo in Italia, l'Italia è un paese di diritto, la legge va rispettata, e come dice il nostro capitano, quello vero, Matteo Salvini, non capiamo ancora perché la magistratura non sia intervenuta per far rispettare la legge e colpire da un punto di vista giudiziario chi è che sta palesemente e deliberatamente violando la legge, dal capitano all'equipaggio, perché in realtà vi sono tantissimi, in 12 giorni vi sono tantissimi porti, vi sono tantissime alternative, vi sono tantissimi spazi, la ONG è tedesca, la nave batte bandiera olandese. Perché Lampedusa? La domanda è perché Lampedusa? Perché sono andati a prendere questa nave, questo finto traghetto, questa finta nave della speranza per portarla in Italia? Se non quello che in tanti pensano, come in maniera anche ragionevole, che non ci sia un vero e proprio servizio di traghetto. Sì, intanto potrebbe essere applicate le nuove norme dell'ultimo decreto sicurezza, no? Il decreto sicurezza bis sì. a questa questione. Tra l'altro sul decreto sicurezza in generale sono stati bocciati anche i ricorsi delle regioni, no? Assolutamente sì. Un'altra notizia di questi giorni. Ecco, le norme del decreto sicurezza stendono a ribadire sostanzialmente quello che si diceva prima, ma che credo sia nella naturale e ovvia considerazione di ogni cittadino, cioè che non è pensabile che si possa entrare in un paese
come si vuole, portando chi vuole e fregandosene delle leggi di quel paese. Mi sembra che in sintesi molto volgare quello dica il decreto sicurezza. In realtà è quello che qualunque paese del mondo fa per la difesa dei propri confini, per una questione di logica. Se, come diceva lei, se io prendo una nave e la porto in Germania o prendo un aereo e scendo all'aeroporto di Amsterdam, almeno per dare due esempi concreti, vengo bloccato. È una cosa normale, altrimenti verrebbe meno lo Stato di diritto, altrimenti io potrei fare qualunque cosa, perché secondo un altro criterio astratto per una legge c'è qualcosa di più giusto della legge. Qui si aprirebbero degli scenari incontrollabili. Sì, un'altra questione, noi siamo all'interno della rassegna stampa, e un'altra questione della quale si discute anche sui giornali di oggi è relativa invece alla partita interna alla maggioranza. Sull'Ilva, sull'autonomia e su autostrade pare che ci siano cose da dire tra alleati, ci siano punti di vista diversi. Tra l'altro lei, deputato eletto a Macerata, come sappiamo, nelle Marche, e componente della Commissione Attività Produttive, oltre che della Commissione di inchiesta sui rifiuti e sulle attività illecite connesse. No? Poi magari ne parliamo anche, perché ha fatto un viaggio recentemente, mi pare, proprio nei paesi del nord, in Svezia e Danimarca, che forse qualcosa hanno da dirci magari in tema di rifiuti, appunto, di gestione dei rifiuti. Ma questo è un altro discorso. E intanto le chiedo, appunto, in veste invece di componente della Commissione Attività Produttive, il suo parere sul caso Ilva, per molti ampiamente prevedibile fin dall'intesa dell'anno scorso. Cioè, questi vogliono chiudere se non hanno la tutela legale, ma al di là della tutela legale forse c'è un problema di carattere più profondamente industriale alla radice di tutto ciò. L'Ilva è una delle più grandi acciaierie d'Europa, è un punto di riferimento importante per l'Italia e per l'intero territorio. Vi lavorano ad oggi, dopo i tagli e dopo le crisi, oltre 15.000 persone. Il primo aspetto fondamentale che ne guardiamo è che insieme ai nuovi, non si può dire proprietari perché non sono proprietari, ma alla società che ha in utilizzo l'impianto, che è l'ArcelorMittal, si lavori in termini di piani industriali. Poi c'è stato questo fatto che è esploso a livello di tutela dei dirigenti per questioni ambientali. Lì c'è da dire chiaramente, come ha detto Matteo Salvini, che quella è un'azienda che in tanti anni ha avuto delle difficoltà, quindi noi non possiamo imputare a chi c'è adesso responsabilità di altri. Pensiamo veramente a salvaguardare posto, anche perché tra l'altro c'è un tribunale che dovrebbe pronunciarsi tra 4 mesi, vediamo quello che dice il tribunale anziché accelerare i tempi. Sul caso invece delle autonomie è profonda, qua mi sembra, la divergenza alla fin fine. Adesso, al di là di tutte le strumentalizzazioni giornalistiche, ma qua i 5 Stelle e la Lega hanno due idee veramente diverse, par di capire, perché questi continuano a eccepire su cose che erano date per scontate mesi fa. L'autonomia, vorrei utilizzare un termine simile all'autonomia. L'autonomia è sinonimo di responsabilità. Finché No, mi scusi Pattassini, la interrompo solo perché appunto la rubrica di cui stiamo parlando fa parte, è all'interno della rassegna stampa. E allora, esatto, per limitarci alla rassegna stampa, noi abbiamo l'ennesima dimostrazione, è notizia di ieri. Questa volta viene da Napoli. Quando si dice con questa autonomia le regioni ricche diventano più ricche, quelle povere più povere, la sanità si divarica ancora di più tra nord e sud. Allora, in Calabria la sanità è dell''ndrangheta, no? Anche i portantini, la singola barella, sono nelle mani dell''ndrangheta, no? Tant'è vero che è stata commissariata interamente la Calabria. A Napoli il San Giovanni Bosco era al servizio dei clan della Camorra e c'è una parte delle indagini, i verbali, che dicono chiaramente quanto segue. Parla un infiltrato di una cosca del clan di Secondigliano. Contavo più del direttore, con noi tanti medici, manager sanitari a disposizione dei boss. I dirigenti medici sono stati sempre ai loro comandi dei boss perché altrimenti rischiavano problemi. Il pronto soccorso faceva girare soldi con falsi referti e col controllo delle ambulanze. Agivamo anche sui sindacati per indurli a non opporsi a decisioni a nostro favore. Allora, amici, di cosa stiamo parlando?
Autonomia, ritorno a Cioè, mi quello che scusi stavo Patassini, dicendo. qua l'autonomia, Calabria e Campania, se la sono già presa, ma ampiamente. Quindi di cosa stiamo parlando? Di regioni che vogliono l'autonomia secondo la Costituzione e di regioni che già ce l'hanno, coi soldi degli altri, fuori dalla Costituzione e all'interno di logiche mafiose e di controllo mafioso del territorio, delle assunzioni, di tutti i soldi pubblici, dei sindacati, della cosiddetta società civile, perché ci sono tanti medici, manager, sindacalisti che stanno con la camorra e le mafie, semplicemente perché se no non vivi, per carità, però ci stanno. E allora di cosa stiamo parlando? Stiamo dicendo esattamente che l'autonomia significa far emergere tutto quello che c'è di buono e di cattivo in ogni singola regione. Ecco il vero passaggio epocale sull'autonomia, che autonomia significa responsabilità, significa che ogni regione e ogni cittadino capisca cosa sta succedendo, a prescindere da eventuali coperture o deresponsabilizzazioni su altri livelli. Quindi ogni regione deve essere autonomamente gestita, a parità di risorse, ma la capacità gestionale così viene fuori, non in altri modi. Giusto, mi pare giusto. A me sembra immorale continuare a foraggiare quello schifo di cui apprendiamo costantemente, periodicamente, in occasione delle consuete, solite indagini, perché ormai sono 20 anni che leggiamo quella roba qua, perché ne abbiamo 50 o 40, se no sarebbero stati 70 anni che leggevamo quella roba qua, 100 anni che leggevamo quella roba qua. Quindi, mi scusi Patassini, ma adesso mi fa veramente incazzare a me pensare che stiamo a discutere di lana caprina su una richiesta fatta a termini di Costituzione, con i referendum, secondo le leggi, contrattando col governo, eccetera, quando poi, dico Di Maio per dirne uno, a casa sua c'è quella roba qua. Giusto? È quello che stavamo dicendo poc'anzi. Perfetto. Bene, mi scusi l'enfasi e il calore. Le chiedo l'ultima cosa, Patassini. Intanto si sta muovendo qualcosa nelle sue terre terremotate? Perché abbiamo raccolto e continuiamo a raccogliere anche lì, lei lo sa benissimo, da sindaco anche, no? Sa benissimo. Io ho fatto l'assessore qualche anno fa e la questione è che finalmente siamo partiti con l'autonomia, anche con lo sblocco cantieri in cui abbiamo inserito ulteriori norme sul terremoto. Abbiamo ancora di più, ecco perché quando parlo di autonomia parlo di responsabilità, abbiamo ancora di più decentrato la ricostruzione nei comuni. Quindi teoricamente ad oggi un bravo sindaco, un bravo amministratore si può ricostruire il proprio territorio e con il giusto sostegno normativo e con eventualmente risorse in termini di personale e mezzi. Questa è l'autonomia. Faccio un esempio concreto, perché se no c'è sempre qualcun altro che pensa a fare qualcos'altro. Riportiamo le cose sul territorio e stiamo andando avanti. Le scuole stanno ripartendo, la vita normale sta ripartendo, i cantieri si iniziano ad aprire e noi continuiamo secondo il nostro pensiero principale. Prima viene il territorio. La sussidiarietà verticale non è uno slogan, è una realtà. Quello che non può fare il piccolo lo fai grande, ma il piccolo non possiamo né trascurarlo, né mortificarlo, né addirittura responsabilizzarlo. Allora, ultima cosa abbiamo imparato? Cosa avete? Cosa possiamo imparare noi da Danimarca e dalla Svezia in tema di rifiuti, ecomafie, gestione dei rifiuti urbani e combustibile e compagnia? Io do solo un dato semplicissimo. Nei paesi scandinavi il conferimento in discarica dei rifiuti è assolutamente residuale, siamo sotto l'1%, quindi il rifiuto, vorrei utilizzare intanto dei nuovi termini, dei termini più appropriati, il rifiuto per sua natura è qualcosa che uno non utilizza ma che qualcun altro può utilizzare, come il riutilizzo, come il riciclo, ma anche per produrre energia. Quindi loro cosa fanno? Partono dal presupposto che fino a che un bene di qualunque natura, anche se ancorché trasformabile, può essere riutilizzato, lo riutilizzano. Quindi recupero di materiali e alla fine valorizzano. E con la termovalorizzazione dei rifiuti, laddove non si possono recuperare, producono energia e acqua calda. Quindi vi sono dei sistemi di teleriscaldamento
importanti. Noi abbiamo, credo, molto da imparare da quei paesi, soprattutto per una sana e corretta gestione del ciclo dei rifiuti. Ecco, allora, Patasini, poi lei torna a Roma, vede la monnezza in giro dappertutto e cosa pensa? Penso che Roma abbia non molto da fare, abbia tantissimo da fare, ma questo è perché non possiamo pensare che i rifiuti siano una questione, ecco, non possiamo pensare al rifiuto in termini di rifiuto, bisogna cominciare a pensare il rifiuto come termine di materia prima, di opportunità economica, e Roma, che manca di impiantistica, è evidente. Noi ieri sera abbiamo avuto il presidente Zingaretti in audizione alla commissione bicamerale. Il presidente Zingaretti ha candidamente ammesso che a Roma ancora stanno stilando il nuovo piano di gestione dei rifiuti regionali. Quindi siamo nel 2019, l'ultimo piano risale ai governi dell'attuale onorevole Polverini, e Roma è la situazione che tutti vedono, e quindi non sto neanche a descriverla perché tutti la sanno. Benissimo. Roma, la Calabria, l'ospedale San Giovanni Bosco in mano alla Camorra, ma l'Italia è unita, giusto, onorevole Patasini? L'Italia ha bisogno di più autonomia. La ringrazio. Allora, abbiamo parlato con Tullio Patassini, deputato marchigiano della Lega di Macerata, per la precisione, attività produttive, commissione rifiuti e illeciti connessi. Io la ringrazio. Le auguro buona giornata. Grazie, buona giornata. Qui Parlamento. E naturalmente viva l'Italia Unita. In prima pagina sul Sole 24 Ore invece abbiamo la moneta virtuale di Facebook, oltre all'analisi di Paolo Bricco, che peraltro, scusate, bisogna concludere, perché l'analisi su Bagnoli, l'analisi sulla ex Ilva di Taranto, l'ombra di un'altra Bagnoli. L'amministratore dell'ArcelorMittal, proprietaria sostanzialmente dell'Ilva, o ex Ilva, è stata le dichiarazioni dell'amministratore sono state chiare di ArcelorMittal e prevedibili, scrive Bricco, perché chiunque lavori in una fabbrica o in una società di servizi, in una multinazionale o in una piccola impresa familiare, da capoazienda o da fattorino, sa perfettamente che la certezza del diritto della propria attività e la tutela legale degli azionisti e dei dirigenti non sono negoziabili. Alla fine dunque il governo ci è riuscito. I 5 Stelle lo avevano promesso alla loro base elettorale. La Lega non ha avuto la forza di opporsi. Il governo, anziché indossare la tuta da lavoro e picconare l'acciaieria facendola direttamente chiudere, ha scelto una via educata e formale, basata sul creare le condizioni di contesto perché ArcelorMittal decidesse di andare via secondo lo stile del completo blu e della cravatta indossati lunedì a Taranto da Di Maio, che ha detto con voce flautata e modi gentili: non preoccupatevi, che problema c'è su via? Se fate bene i lavori non vi succederà nulla, e poi l'immunità penale non era nel contratto. Peccato che il business internazionale e ogni sistema industriale che funzioni, e la manifattura italiana è uno di questi, non si faccia incantare da nessuno. Peccato che l'asta internazionale a cui ArcelorMittal ha partecipato avesse non nel contratto, ma come precondizione giuridica necessaria, la sicurezza di non dover rispondere per reati compiuti prima da altri. ArcelorMittal ha fatto la sua mossa. La Lega dovrà decidere cosa fare: chinare il capo, accettando che il 6 settembre Taranto chiuda, oppure approntare una nuova misura che cancelli l'attuale, formando una maggioranza alternativa che potrebbe rappresentare la bomba in grado di far crollare l'edificio politico, l'attuale governo Salvini-Di Maio-Conte, segnato da non poche crepe. In ogni caso, alla fine il governo ci è riuscito, ha creato le condizioni per assestare un colpo al cuore dell'Italia industriale che adopera l'acciaio di Taranto per le grandi opere, l'automotive industry, gli elettrodomestici. Ha creato le condizioni per un danno senza precedenti. La frase "senza una soluzione che garantisca la protezione legale l'impianto chiuderà" ha una eco fortissima e devastante, inferiore soltanto a quando si sentiranno pronunciare da Londra, quartier generale di ArcelorMittal, le parole "da Taranto andiamo via". Il governo ha creato le condizioni perché nel contesto internazionale si pensi che gli italiani non sono in grado di risolvere problemi complessi. Infine, ha creato le condizioni perché se nulla cambiasse entro il 6 settembre non vi sia più a realizzare i lavori di bonifica un gruppo siderurgico che ha l'interesse economico e strategico, le competenze tecnologiche e la forza finanziaria per farlo. In questi casi, scusate il pessimismo storico,
In Italia, quando non c'è l'impresa, sai come inizi e purtroppo sai già come finisci. Vi ricordate di Bagnoli? Così Paolo Bricco sul Sole 24 Ore. Poi c'è una curiosità, la prima pagina del Sole 24 Ore ci fa vedere una mappa di Quai de Lille a Ginevra. Lì dovrebbe aver sede Libra, l'entità che gestirà la moneta virtuale di Facebook. Libra ha scelto Ginevra, ma la sede è una scatola vuota. Poi c'è la questione della Nestlé con le etichette semaforo rivolta in Italia. Non basta lo stop dell'Organizzazione Mondiale della Sanità alle controverse etichette semaforo per indicare i cibi più o meno salubri. Le multinazionali accelerano sull'introduzione della discussa innovazione che mette a rischio numerose eccellenze del Made in Italy. Entro il 2019 sui prodotti della Nestlé venduti sostanzialmente in Europa apparirà l'etichetta Nutri-Score con colori dal verde al rosso e lettere dalla A, scelta più sana, alla E, meno sana. Gli europei vogliono sapere cosa mangiano, dice la Nestlé, ma le imprese italiane attaccano, non c'è nessun rispetto per la dieta mediterranea. Così sul Sole 24 Ore oggi in prima pagina la questione delle etichette semaforo che penalizzerebbero secondo molti produttori i prodotti agricoli italiani. Intanto abbiamo parlato prima di plastica, dall'inserto di oggi di Repubblica, Scienze, Tecnologia e Ambiente. Gli oggetti monouso in plastica devono essere vietati dal 2021, una direttiva europea impone il divieto degli usa e getta e oggi nell'inserto di Repubblica ci sono indicati quali sono gli oggetti vietati, le plastiche vietate e quali sono le plastiche permesse. Intanto sulle spiagge italiane è partita l'offensiva con multe salate messe al bando degli oggetti e Repubblica è andata all'Erici a Vernazza per vedere l'effetto che fa, lanciando anche una campagna: si può vivere senza plastica, e chiedendo ai lettori di segnalare le esperienze che poi verranno pubblicate. La normativa europea in questione è una direttiva che vieta gli oggetti monouso fatti con la plastica dal 2021 per le aziende e per i cittadini, scrive Repubblica. Non sarà semplice adeguarsi. A quanta plastica si può rinunciare? Quali oggetti state sostituendo in ufficio, in azienda, a casa, nel vostro negozio o ristorante? Chiede Repubblica. Si può vivere plastic free? E qui si coinvolgono appunto i lettori. Intanto, a proposito di plastica, giusto appunto, noi parliamo in questo breve spazio, pochi minuti adesso, con un artista, Nello Petrucci, che a Pompei dal 27 giugno al 27 luglio è in mostra con una maxi installazione di una balena che rigurgita la plastica del fiume Sarno, che è il più inquinato d'Europa. È stata raccolta alla foce da 1 migliaio di bambini di 70 scuole. Buongiorno Nello Petrucci e grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti voi radioascoltatori e felice di essere con voi questa mattina. Allora, citavo la direttiva europea e l'inserto di Repubblica su un tema che si manifesta e come, perché si vedono gli effetti della plastica nell'ambiente, no? E oltretutto tu, Nello, hai cercato di farli vedere anche con una installazione artistica molto suggestiva. Ce ne vuoi parlare? Bella, insomma. Plastic River è un'installazione molto diretta che colpisce dal bambino all'anziano e volta a sensibilizzare proprio quelle che sono le coscienze e di quello che stiamo oggi attualmente vivendo, una situazione così drammatica. La plastica oramai è proprio un problema, meglio una minaccia, e con questa installazione, diciamo, l'arte è al servizio della coscienza civica per sensibilizzare poi su questo tema che diventa sempre più drammatico. Dobbiamo prendere coscienza di tutto quello che ci accade, cioè, basti pensare soltanto che in 70 anni siamo riusciti a spargere plastica ovunque nel mondo, soprattutto nei mari, che poi è diciamo il più attaccato, ecco. E in 10 anni abbiamo prodotto più plastica che nei millenni, quindi è una situazione drammatica. Spero che cambiamo rotta tutti quanti. Ed è bello poi l'arte che a sensibilizzare questo tema. Ecco, la tua creazione artistica rappresenta la figura, in sostanza, una balena, no? Una grande balena che ingurgita e poi fa esplodere plastica. Quello è diciamo la balena che
come tutti gli altri animali, purtroppo devi sapere che la plastica poi, stando tempo nell'acqua, oltre a deteriorarsi e diventa praticamente come assumere l'odore, come se fosse un pesce, e viene praticamente ingerito da tutti quelli che sono gli animali marini. La maggior parte, poi non solo ultimamente si sta parlando di questo, vediamo quante balene adesso si arenano nelle spiagge con chili e chili di plastica diciamo nello stomaco, quindi è una situazione che non possiamo permetterci di Ecco Nello, i bambini, dicevo prima, i bambini di diverse scuole, una settantina di scuole, da Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e altrove, hanno raccolto la plastica sulle rive del fiume più inquinato d'Europa, il fiume Sarno, no? Ed è la plastica che hai usato tu sostanzialmente, se non ho capito male, per realizzare questa balena. Esattamente, perché il segnale non è prendere la plastica, è educare i bambini, o in questo caso le persone più sensibili a questo problema, perché il futuro è in mano a noi, in mano a loro, quindi si prende coscienza che questo è un problema. La cosa più bella è stata proprio sensibilizzare i bambini. Questo è il messaggio che volevo mandare. Insomma, oramai siamo veramente invasi proprio di troppa plastica. Addirittura sai bene che si sta parlando di queste isole che si stanno formando. La situazione non può andare più avanti così, bisogna prendere una coscienza tutti quanti insieme, proprio prendere coscienza di questo problema. Una cosa, oggi sentivo che non basta soltanto poi riciclare quella plastica, il problema è cambiare proprio le nostre abitudini, capito? E trovare proprio il punto di cambiamento. Non possiamo non fare a meno, perché qualsiasi cosa oggi compriamo è oggetto di plastica, ma se iniziamo a cambiare le nostre abitudini, come dicevi anche tu prima, dal 2020 questo sistema cambierà, lo Stato interviene, quindi ci saranno delle regole che insomma adottare, e questo insomma ci permette poi di salvaguardare. Allora Nello, oggi alle 17 l'inaugurazione della esibizione, no? Della tua balena, la balena del Sarno davanti al comune di Pompei, che è la tua città. La mostra fino al 27 giugno in concomitanza con il Festival del Jazz di Pompei, che è anche un richiamo per musicisti e turisti non da poco, no? E ci sono a parlare, a inaugurare appunto la mostra, una quantità di rappresentanti non solo delle istituzioni locali ma anche delle associazioni, se non sbaglio. E ci diranno, perché io non sono un esperto in materia, ma perché ci saranno persone che parleranno di questo tema e della situazione oggi attuale dei nostri animali, soprattutto nel nostro bacino del Golfo di Napoli, dove c'è il Sarno che purtroppo inietta veleno e plastica praticamente quotidianamente. Guarda, la cosa più strana è che c'era una rete che fino a poco tempo fa, questa rete cercava di fermare la plastica, e per questioni poi decisamente economiche o altri motivi questa rete è stata tolta, quindi la plastica scivola nel mare tranquillamente. Questa è una cosa che non possiamo permetterci che accada, quindi spero che la coscienza anche della politica in questo caso iniziano a entrare a far parte di questo problema e di risolverlo, non soltanto pensando a rimandare. Bene, allora io ringrazio Nello Petrucci, la sua balena, l'opera d'arte con la plastica del fiume Sarno raccolto dai bambini, oggi dal 27 giugno al 27 luglio davanti al comune di Pompei, che peraltro dal 1 agosto metterà al bando la plastica monouso, come dicevamo prima, anche sulla scorta della direttiva europea, che invece riguarderà un periodo di tempo a partire dal 2021. Grazie Nello. Grazie a voi, telespettatori, buona giornata e
salviamo il mondo dalla plastica. Grazie Anello Petrucci e alla sua balena di plastica del fiume Sarno. Noi tra poco dovremmo essere invece sulla notizia con Claudio Borghi Aquilini. Hai verificato che Claudio Borghi Aquilini ci sia dall'altra parte del vetro? Stamattina è una giornata bella tirata e poi abbiamo una bella domanda da fare agli ascoltatori. Mica vorrete la Padania, come ha detto Di Maio? 2019, 2019, 2019.